E quello c'è. Questo è un erborinato. Ah, la mia passione. Adesso io non ho assaggiato niente. Aspetta, tanto stiamo iniziando. Allora perfetto, arborinato tutta la vita. Ragazzi, dove lo metto così? Dammelo qua, appoggiamo di qua. Arborinato tutta la vita. Ok, cosa fai? Presenti la cosa prima? Cioè, non so come funziona. Fai fare il Presenta tuo, voi, frega. poi faccio qualche domanda a rompighiaccio, che di solito fanno molto ghiaccio in realtà, però dipende da voi. Vai, tranquillo. Però sono domande semplici, le faccio comunque appunto ogni tanto inizio da uno, ogni tanto inizio dall'altro. Scusa che era proprio terra E fresca. poi in realtà le conversazioni come volete, quello che volete, quello che viene in mente, cioè se c'è delle considerazioni da fare soprattutto su quelle cose. Sì, beh, partiamo dalle basi e poi... Sì, e poi comunque faccio, sì, vi chiedo proprio quando è iniziato, vabbè, non vi chiedo. Vabbè. ok, Vai, dai, vai. ce lo dici durante l'intervista. Volevamo lo spoiler. Volevi lo spoiler? Volevi lo spoiler. Volevi lo spoiler? Lo spoiler. Non si sa- allora, potrebbero esserci spari, potrebbero esserci animali che Sì, Ma passano. speriamo, non è un speriamo che si Quello è sentano tutto, è gli tutto spari. content. Niente che mi abbia anche rubato. Speriamo si sentano gli spari. Stiamo già registrando? Sì, stiamo facendo. Ok. Sardinia Music Podcast, sesta puntata e siamo qui con i Dolmen, a Badu Alvore. Presentiamo Daniele, Sono io. Filippo e Pietro, rispettivamente voce e basso, Sì. batteria e chitarra. Corretto. Benvenuti, salute. Grazie a voi. Salute, facciamo un brindisi Salute. alla vostra. La vostra. Salute. Cannavo a sciopia. Ah, bisogna bere, giustamente. Allora, vabbè, come va? Come state? Dai, ancora verticale. Ancora non male. verticale. Dai, Ormai. va bene. È una garanzia. Finché pompa sangue va bene. La prima domanda rompighiaccio, che poi appunto, come ho detto, crea ghiaccio, è l'ultimo brano che avete ascoltato. Cominciamo da Daniele, dai. Wow. L'ultimo brano che ho ascoltato è Bad Sham di Sabrina Carpenter. Ah, attenzione, davvero? Giuro. Stamattina? Stamattina, playlist della macchina. Ma l'hai mia, messa personale. intenzionalmente perché volevi un po' Volutamente, di una playlist carica? fatta da me. Ok. Io ascolto ok. in macchina Dua Lipa, Sabrina Carpenter, roba country di bassa lega e basta, va bene così. Solo in macchina però? No, Ah, in generale? sì, faccende domestiche. Questo vediamo un po' come si collegherà con i Dolmen. dopo. Però comunque Sabrina questo Carpenter, Dua Lipa, tanta roba, ovviamente arrangiamenti da paura. Ma Però come? poi approfondiremo questo. Invece voglio dire adesso a sto punto Filippo che Io cosa è? invece sto pensando al brano che ho sbagliato ieri suonando, appunto, e quindi... Era quello questo che- l'ultimo. Sì, è l'ultimo adesso che ho in testa, per quanto ne ho ascoltati altri, però non lo voglio dire per non fare figuracce. No, guarda che comunque Daniele è stato già abbastanza spinto, quindi... No, ma infatti Cioè, io passo già la ormai parola ha a tolto Pietro. tutti i tabù Daniele. Quindi Pietro... Per me Eternal Life di Jeff Buckley. Ah, Yes. stamattina? Sì, stamattina, proprio stamattina. Bene, bene. Ce Decisamente l'ha suonata sì. anche in macchina. Ah sì? Ci siamo fatti il viaggio con lui che suonava. Esatto. Chi ha guidato di voi tre? Io, sempre io. Ok. Sempre lui. Tutti da Porto... Ah, cioè, tutti il cazzo, scusate. Si Porto possono San dire le Paolo. parolacce? Sì. Sì, poi mettiamo dei bip a Le quelle bip. cose più atroci, Perfetto. diciamo. Ma non partono porconi. No, vabbè, Non so perché. esageriamo. Comunque, Daniele che vieni da Porto San Paolo. Porto San Paolo. Invece Filippo Dolbia, vero? No. Sì, di famiglia sassarese, però Ah. vivo da sempre praticamente. Ok. quindi- Io oriundo, nel Oriundo? senso vivo ad Olbia da tanti anni, però nato a Roma, girato l'Italia, attualmente per lavoro comunque fuori e quindi oriundo, dai, Oriundo. italiano ma sardo. Vabbè, Ci tengo a da dire. quanto ormai in Sardegna? Ah, da una vita, ho 52 anni, ci sto da quando avevo 7 anni, quindi Allora, ragazzi è E miei... lui il vecchietto della band. Il Ho vecchietto, 70%, 80% Oh, sardo. certamente. Vabbè, come c'hai anch'io, in realtà appunto io 90% berchiddese, la verità. Appunto, quindi 10% romano, però. Che è marcato e si sente. Si sente, ma si chiede il potto dare pure in saldo. Oh, una grande. A little bit, come dicono. A little bit. Allora, invece, come è iniziato il progetto Dolmen? Beh, lasciamo la parola a partirei Daniele, io. va. Devi partire sempre tu quando Sì, ti fanno sì, queste sì, domande. Sì, come parte Dolmen? Dolmen parte con una lacuna. Io sono gallurese. In Gallura non si parla né logudorese né barbaricino, Io ne approfitto. né l'ogliastrino, niente, non si parla il sardo in qualsiasi deformazione possa avere esso. E dunque, in quanto sardo, sentivo il vuoto, il mancato collegamento con la terra natia. Quindi ho voluto colmare questa lacuna studiando il logudorese, il barbaricino, di mio pugno, con i pochi mezzi che quantomeno internet può offrire, nonostante sia internet e sia globale, però con la lingua sarda è ancora un pochettino ostico. Adesso stiamo facendo passi a girate, ma prima ho iniziato il progetto era un pochettino ostico tra
dizionari online di dubbia qualità, eccetera, eccetera. Beh, c'era quello di Pietro Casu, ad esempio. Ma trovare determinati Questi siamo termini è avvertiti. un puttanaio, online quantomeno. Mo ce li hai, mo ce li hai, è forte. Adesso voglio anche ringraziare Mauro Piredda, che è un linguista fortissimo, con cui abbiamo il piacere di collaborare anche nel prossimo disco, che appunto lui è insegnante di lingua sarda in qualsiasi formazione possa essa avere. E abbiamo fatto la sua conoscenza proprio perché, cazzo, come linguista sardo è una manna dal cielo. Lui di dov'è? Lui è di... cazzo, vabbè, io l'ho conosciuto che alla Caletta, lui, Ok. però lui sta in un paese, Banari. È di Banari. Minchia, vabbè, Banari c'è una bellissima Di tradizione Banari, se non mi culturale. ricordo male. Poi se Mauro vede il podcast, scusa, mi sono sbagliato il posto, mi ricordo che sei di Banari. Ciao, poi- Vabbè, in caso mettiamo un disclaimer. Non era di Banari. Non era di Banari, spoiler. Chiediamo non era di scusa. Banari. Al massimo la tagliamo. Però fino all'epoca però mi sono affidato quantomeno a persone natie della lingua, quindi mia zia che è di Lula o un mio caro amico Davide Piras che è di Tonara, che è abbastanza incazzato con salutiamo. quelli. Salutiamo Davide Piras, Salutiamo ancora Davide incazzato Piras. con quelli di Dersulo perché gli rubano i maiali. Esatto. Questo mi ha detto, io vorrei... Ed è giusto Tu lo riporti, ribadirlo. ambasciatore non lo so, io portato prendo te. le distanze nel dubbio. Non vogliamo iniziare una fight adesso. No, esatto. Prendiamo Non le continuiamo, distanze. proseguiamo. Pace, pace. Noi veniamo in pace, i maialetti anche se li rubate ce li mangiamo uguali. non ce ne Esatto, frega a proposito niente. comunque, se volete Pietro ogni c'è la tanto- salsiccia qua, arriviamo, infatti. qui allora, La romantizzata questo mia. è un pecorino al tartufo invece, Oh là questo là. al centro, insieme Allora, all'erborinado. guarda, faremo così. Io ho già dato Guarda. un Tutto dagli amici di Porto San Paolo. Alla che fanno il grande. formaggio. Disclaimer sponsor. No, senza No. sponsor, noi, senza noi sponsor, paghiamo ok. tutti, noi paghiamo tutti e mangiamo quello che è buono. Perfetto. Stavi dicendo comunque che con... È partito dalla lacuna il progetto e quindi ho iniziato a scrivere dei testi, prima in lingua italiana, però l'italiano immaginato come appunto può essere il parlato in sardo, Molto quindi buono. con i verbi spostati in una certa maniera, affinché questi potessero appunto corrispondere a una rima giusta, ben collocata a livello di cantato quantomeno. Quindi sei arrivato prima traducendo, Prima traducendo dall'italiano al sardo. Sì, esatto. Ok. E dopodiché c'è stato un periodo che ascoltavo musica, però non c'era qualcosa che mi facesse, mi desse voglia di comporre qualcosa di particolare, volevo solo scrivere. Poi invece è arrivato Lonely Mountain degli Sleep, un disco stoner doom metal degli anni 90. E mi ha scioccato, perché poi è arrivata tutta quanta la roba dello stoner doom. Poi io sono un enorme appassionato della musica sarda tradizionale, anche del cantautorato, nonché delle band sarde. Canzanecche, Aska, Tazenda, Scorda Seccana, Piero Marra, sì. Scordas tutta la vita. E quindi ho detto, cazzo, sarebbe figo unire le tempistiche lente del doom metal, dello stoner metal, alle tempistiche strane. Alle ritmiche E alle comunque. ritmiche balorde della musica sarda, O comunque nonché al del cantato, che comunque si del presta cantato. molto. Beh, a Cioè, è seconda del molto dialetto. fluido come l'inglese, però è sardo. Quindi A fai seconda della cazzo. lingua, sì, secondo me appunto il barbaricino è perfetto per fare dub e reg, ad esempio. Sì, infatti, Cioè, vero, perché vero. c'ha davvero delle chiuse perfette. C'è anche Assolutamente sì. il Dottor Dottor Boost. Boost. Dottor Dottor Boost, Boost. Che salutiamo. Salutiamo. Ciao Bustiano. Ciao, Bussia. Ciao Bustiano. Bustiano Noi va saluteremo di salutato. gente. Beh, adesso dobbiamo salutare tutti. Salutiamo Ormai è tutti. partito il Amico di mood. infanzia sarà musicale, che- Bustiano. Vieni al podcast, Bustiano. Esatto. Piano, mo ho Sì. visto, sta ripartendo con un progetto, se Sì. non sbaglio. Tempo, 2026 arriva per tutti. Quindi arriva anche per Bustiano, ne sono sicuro. È come se, Vai allora che... no, vorrei appunto l'incontro poi con Pietro e Filippo. allora un giorno sono andato a una serata di dubbia qualità In cui stavo suonando io. in cui stava Tra l'altro suonando lui, però, Filippo. Che serata, dai, diteci. Adesso non vi faccio dico gesto. che non è bello. Non è il caso. No, di fare era una gesto. serata vicino alle ex salette di Fiorentino che Ah. stanno dietro l'Hotel Hilton. Sì, sì. E c'era sto dannato che Furono, suonava la ma cassa. tanti anni fa. Sì, Allora, furono 2018. dietro l'Hilton. 2018. Non esistono più. E sto tipo pestava la cassa, era un pestone. E io non Beh, non trovo ho perso il batteristi vizio. che erano tutti quanti borghesini, tutti simil jazzisti, perché quando scoprono John beh, Coltrane o tu Miles sai. Davis, questi impazziscono, Solo con gli pagano loro, standard. maledetti. E questo pestava come un dannato. E ho fatto cazzo, e gli ho fatto quando è sceso dal palco e tutto. Ho detto, ma ti va di fare una band tipo Black Sabbath, ma in sardo? E lui, come fa lui? Sgommava. E sì, ho poi iniziato a chiamai fare all'epoca mio cugino Sebastiano, che anche lui lo salutiamo. Poi Ciao, tornerà Sebastiano in questa faccenda perché lo scopriremo dopo.
e lui eseguiva quello che componevo io, quindi era più un esecutore che un compositore, componevo completamente io. Con lui Sebastian ha poi portato avanti 4 dei 6 brani che sono nel primo disco dei Dolmen. Dopodiché Sebastiano ha dovuto mollare il progetto perché stava all'università a Pisa e è diventato un pochettino ostico portare avanti. beh, Riusciva a ci credo. dedicare il giusto tempo. beh, Sì, come sì, fai? neanche. Perché voi eravate tutti a Olbia o di Noi a Sardegna Olbia, comunque. sì, e lui stava facendo avanti e indietro a Pisa a Olbia, quindi era pesante. E a un certo punto però un giorno a una prova che stavamo facendo all'ex teatro Michelucci dietro l'Ocean, Non si può dire. si può dire, non frega niente. Che cosa? Il Michelucci si può citare, anzi Sì, ma sarebbe fare un discorso. non si può dire che l'ho occupato per tipo 4 invece hai fatto anni, però bene, invece l'ho hai fatto, me ne fatto frega bene. Infatti niente. noi non lo dovevamo Vabbè, dire. ma Michelucci già, cioè comunque è una situazione... No, si può dire vaffanculo. Sì, 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 assolutamente. si può dire. Ma guardate, io al momento devo dichiararmi neutrale, però comunque ne riparleremo fra un paio di bicchieri di esatto, vino. buon Ne intenditore, riparleremo proprio. tra qualche bicchiere di vino. Questo. Comunque- Se vuoi tagliare sto pezzo, non ti preoccupare. No, quello me lo dite voi. Sì, Beh, sì, conta certo. che io Pietro intervengo, scusami, non volevo. Prego. Suonavamo assieme in un gruppo acustico con Elettrico e anche Elettrico e acustico, anche acustico, perché lo con- chiamai a suonare con me. esatto. In 2 eravate? No, io avevo un mio vecchio progetto musicale degli anni 90, ci si chiedeva di ripresentarlo, e lo ripresentai e tutto, e poi ne facevamo anche la versione acustica, e lì era necessario un batterista sia per la parte elettrica che un, diciamo, percussionista con canon e quant'altro per la parte acustica, e quindi lo chiamai per quello. Poi lui Facevate- invece, e ti ridò la parola, E mi disse... io giustamente gli dissi che avevo questo progetto. Ah, quindi Daniele, contemporanea quindi questa l'alternativa cosa. anche tra tutte e due, quindi ho detto, ma che ne dici di venire a provare? e andai a ascoltarli in quel del Michelucci. Punto. Michelucci si può dire. Vabbè, si può dire. Ci davano la corrente, quindi lo sapevamo che eravamo dentro. Quindi- a posto. mi piacque l'idea fondamentalmente, cioè proprio l'idea mi piacque, a livello sonoro c'era da fare, però rimasi proprio folgorato, no? Che avete fatto, scusa, per curiosità? Siete messi, voi avete fatto, senti, vabbè, questo è il primo giro, entra. Sì, loro hanno fatto, no, hanno suonato loro stavano suonando, io li ok. ascoltai per poi dire, vabbè, vediamoci. E quindi dal Michelucci ci siamo trasferiti nella saletta. Di Pietro. Perché io avevo la Pietro. sala lì dietro all'Hilton. Ok. Quindi... Tutto torna all'Hilton. Sì, Tutto tutto è- torna tutto all'Hilton. Hilton. Non ci hanno mai dato Solo lo che non ci hanno sponsor, mai- zero esatto. sponsor. Ragazzi, il Quindi sponsor però... dell'Hilton. Non ce li daranno mai. Però poi, Dateci i soldi. poi siete vincolati, non siete Hai così ragione, liberi, niente sponsor. Non so se ciao, volete Hilton. mantenere la vostra libertà. Tanto avrà cambiato di nuovo nome, mi sa tanto. Non mi si chiama- interessa. Adesso no, sì, vabbè, Basta, frega, non è dateci il importante. Comunque Dateci il sia, soldo. Dai. diciamo... Vabbè, continuo io? Ma dai, tanto. Come volete, Potete come continuare volete. da qui in poi la storia insieme, quindi può continuare Vabbè, lui ok, o può ma- continuare. Aspetta, voglio farvi una domanda così in Prego, generale, poi esatto. decidete chi risponde. Le sonorità quindi erano già decise quando è arrivato Pietro? Sì, quello sì. Ok. Sì, il tipo di L'impronta, approccio, sì. l'impronta musicale, lo stile c'era. Poi è stato, ognuno di noi è andato messo a il Abbiamo scavare di mischiato più, le influenze. perché come ha detto il buon Filippo, l'anziano sono io, anziano, vabbè, il più Vabbè, grande, esperienza. esperienza Medio. musicale da capito. fine anni 80 Cioè. e varie reminiscenze mie musicali, io le ho volute includere all'interno del progetto, a loro è piaciuto, perché ad esempio nell'album, nel precedente, perché oramai ci L'omonimo, accingiamo, comunque citiamolo, Number Dolmen. One, sì. e quindi diciamo ci sono varie influenze, benché lo stile è quello che loro prefissarono ed è che ho abbracciato in maniera Beh, sì, naturale. perché comunque Quindi, quando l'hai visto mi hai detto che ti è piaciuto. sì, mi è piaciuto, mi è piaciuto in particolare la questione del cantato in sardo. Cioè proprio Sì, quello sì. mi ha folgorato, veramente folgorato, perché ho detto sì, ma perché sempre in inglese? Perché sempre o in italiano per essere speciali? No, probabilmente nella sua normalità usiamo il sardo e quindi è stato perfetto. E trovare l'accezione secondo me del sardo in una chiave moderna, comunque, Certo, cioè, Certo. E poi qui in Sardegna ci sono altre realtà. Sì. Che poi sì, sì. io Assolutamente da profano ho fatto questo progetto pensando giustamente a me senza guardarmi intorno. vabbè. Perché Uno giustamente inizia. era un progetto che doveva colmare una lacuna personale che poi ho detto magari può essere però utile anche al prossimo, perché comunque la mia generazione sempre molte persone cioè, non parlano il sardo. È ecco. così, è così. E quindi ho detto magari questa cosa può incentivare
anche il prossimo ad approfondire la lingua nativa, la lingua materna dell'isola e avvicinarli a questa. Ecco. Però mi sono reso conto che c'è una band longevissima sarda che fanno black metal in sardo. E chi sono? Si chiamano i Vulture. Che salutiamo. Che saluto. Salutiamo, anche se Ai io non Vulture conosco. è da poco è nata. Di anche. dove? Loro sono delle zone del sud della Sardegna. se non mi Longevissima, tipo 2006 mi pare. 2006. Mi pare, Quindi, diciamo. mi pare Beh, per 2006. la Sardegna è Eh? una cosa Sì, tantissima. perché di quell'epoca lì c'erano i Death Crash di Ossi, Sì, sì, sì. i Vulture minchia. e qualche altra realtà comunque che non so se ancora resiste. Però. I Vulture sicuramente sono una delle prime band che hanno apportato questa cosa della lingua sarda in un genere estremo come può essere il metal, estremo oddio, parola Certo. però. E poi ci sono anche i Creu, mi dice Mauro Piredda sempre, Creu. Creu. Sì, I Creu infatti, che Creu. sono sempre, loro sono adesso nel centro Sardegna sono Anche qui non andiamo salutiamo nel il buon dettaglio. Ignazio. Esatto, Cioè, cioè, gli beh, amici. Ignazio, sì, casca, Poi li tutti, mettiamo tutti sì, in tutti, lui no, continui. Ignazio. Facciamo un minuto E e mezzo che solo che vanno a fare? salutiamo, Esatto. salutiamo e salutiamo. dobbiamo salutare. Loro ormai. sono usciti con un disco black metal in sardo nel 2024, figurati. Ah. Quindi secondo me c'è Allora, c'è io questo movimento. non sono adesso. così informato perché comunque sì, metal, più che altro lo stoner, soprattutto appunto voi mi siete piaciuti per quel mix che ci avete in alcuni brani che è appunto molto stoner. Ah, a me mi piace fa lo stoner, impazzire. non posso fare niente. A No, me piace vabbè. il Black Sabbath, piace lo stoner. Anche su questo mo volevo farvi una domanda che poi continuiamo il percorso, ma cosa ha rappresentato per voi Ozzy Osbourne? Cominciamo da Pietro. Allora, Vai, Pedro, guarda, vai. molto semplicemente te la definisco così perché vidi una bellissima immagine dove tutto partiva da Ozzy e Black Sabbath. Cioè se noi dovessimo prendere una lavagna enorme e porre all'interno Ozzy, da lì ci sarebbe Ozzy e Black Sabbath, ci sarebbero tutte le diramazioni musicali. Cioè diciamo che quasi tutto ciò che all'interno diciamo che è rock in una certa misura, che poi ha tutti anche i metal. sottogeneri, no dico da rock Certo, e certo. poi si sfocia in tutto quanto che è quello che è il metal. Ozzy Osbourne e i Black Sabbath sono i padrini, Sì, cioè sì, sono in assoluto i padrini. Poi che io abbia ascoltato tanta roba lo fanno anche loro, no? Però appunto essendo quello che ha più anni di vita, ho ascoltato tante cose e ascolto di tutto, ecco quella è una cosa che a me piace, io ascolto tutto, non mi limito a tot generi, ma ascolto di tutto, quindi parlando di Ozzy Osbourne e Black Sabbath, perché io li vedo insieme, perché poi se li distinguo, li separo, e allora È diverso. rientro su un aspetto più che la passione per quando lui fece i progetti da sé con Randy Rhoads, allora lì sfondiamo un altro muro e parliamo di tanta altra roba, però è il centro di tutto per il nostro stile e per tanti altri stili, quindi anche generi più assurdi che magari ci sono delle persone che non conoscono perché non vanno a scoprire poi tutte le derivazioni che ci sono, ma parte tutto da lì, quindi per me è consumate proprio l'inizio. sì. E ringrazio in questo, ci tengo a dirlo, e ringrazio in particolare una persona a me vicina, mio zio, il quale da ragazzino, avevo 9 anni, mi ammazzava con i dischi dei Black Sabbath, mi tanta ammazzava roba. perché metteva volumi impressionanti. Beh, grazie zio, veramente grazie. Un altro ringraziamento. Ma Salutiamo questo è zio, tutto meritato e Pietro. ci deve essere. Ma perché allora questa questo perché un'altra domanda che facciamo spesso nel podcast, è il tuo primo ricordo legato alla musica, tuo zio che ti ammazzava con Ozzy Osbourne? Sì, che lui che mi faceva ascoltare i dischi, alcuni dischi ce li ho io, ma io sono anche uno di quelli che andò a comprarsi da solo Kill 'Em All dei Metallica in negozio quando uscì, perché io sono del 73, quindi non si- usciva Kill 'Em All e andai alla Maddalena in un negozio di dischi a comprare il vinile, accompagnato dal mio zio, ma lo comprai io. Beh, ma Quindi- ce l'hai ancora ovviamente. Certo, Quello l'ho quando- ritrovato, quando c'è una muoiono i storia Metallica- dietro, c'è una storia Super pazzesca vinile. dietro, Perché l'ho si è ritrovato, perso? venne C'è una perso, storia, l'ho sì. Vabbè, ritrovato. raccontate pure. Raccontagli la storia. Racconta. Brevemente, in pratica io avevo una passione che ascoltando i dischi e quant'altro, i dischi in vinile bisogna tenerli puliti, quindi io mettevo un pezzo di carta all'interno, mi segnavo la data di pulizia del disco. Un'altra cosa che facevo, comunque apro parentesi, era scrivermi la scaletta dei preferiti, ascoltavo tutto, però saltavo i beh, brani certo. perché avevo questa Ci fissa, sta. poi l'ho proseguita con i CD. Ad ogni modo, quindi io mettevo questi pezzi di carta, vabbè,
Succede che passano gli anni, tanti anni. Io ho mantenuto, feci la stupidaggine quando arrivavano i CD come tanti di vendere i vinili, follia, tranne quelli da collezione. Ho mantenuto i picture disc, quelli numerati, ne ho diversi, molto interessanti, ma persi chi le monta. Quindi si parla della prima stampa, quant'altro, Rai the Lighting, tutto. Quando muoiono Hanno fatto la Benissimo, cazzata. benissimo. Cosa succede? A un certo punto, un giorno parlo con la compagna la moglie, oramai è moglie di mio zio. Sai, c'è una mia amica che vende dei vinili. Mi passa questo contatto, ma io passai il contatto a lui, la lista dei vinili a lui. Lui stava rismanettando, comprandosi, lo fa tuttora, compra vinili. Bravo. In pratica che succede? La voglio incontrare anch'io questa ragazza. E io dico, vabbè, andiamo a vedere. Controllo sti dischi, E c'era tiro Kill 'Em fuori, vado a vedere Kill 'Em All. No, la prima stampa di Kill 'Em All. Tiro fuori il disco e cosa ci trovo? Era la tua coi fogliettini dentro? No. Sì, ho trovato il disco che non trovavo più da me. Perché? Perché mio zio a un certo punto diede i dischi, non perché non fosse più appassionato, ma non ascoltava più il vinile e quant'altro, e anche perché è legato alla questione del sostentamento di gatti, perché la moglie di mio zio è una di quelle persone, e ci tengo anch'io, come abbiamo detto siamo tutti gattari qua. Sì, non c'è Gigio per questa puntata. Ma, Peccato. ma potrebbe venire, non vi preoccupate. Speriamo in questa... Lo possiamo salutare il gatto. Sì, ciao Gigio, Gigio. vieni. Ciao, Gigio, vieni. Poi il gatto dell'amico mio. Se arriva Grande adesso, guarda, Gigio. abbiamo fatto È il 100. massimo, il massimo. Potrebbe avere. Vedrà. Non E lo quindi in pratica lui diede questi dischi anche per sostenere la cosa, vendendoli per comprare i cibi e E quant'altro. se Quindi sbagliò magari vendete. no, si mise a dare questi dischi e io l'ho ritrovato. Pensa te. Ecco cosa fa la musica. Si crede. E invece appunto, primo ricordo legato alla musica per Filippo. Se vuoi un po' di vino te lo metto? Volentieri, dai. Non dovrei, però. Vabbè dai, questo cioè, se Questo bevi c'è. solo questo non Io ti intanto fa male. gradisco. Voi mangiate formaggio soprattutto pecorino al tartufo, questo qua bianco, poi se volete ritaglio tutto, erburinato, quello che volete, Prendo. abbiamo in abbondanza. Alla grande. Tu mi hai detto che purtroppo però sei allergico ai latticini, no, No, ai intollerante. sionisti. Ai sionisti, Ai perfetto, sionisti, quello non c'è sì, sì, problema. Prego Filippo. Ai sionisti ci mancherebbe pure. Bene, non andrai negli Stati Uniti. Non mi interessa. Non ce ne frega niente. Perché quella io siamo due tutti anni- inculati. Io vorrei un'atomica localizzata che prenda tutti i confini degli Stati Uniti. C'è un bel bellissimo brano di Leila Alabash, mi pare si pronunci, che non so se conoscete, è andata, vabbè, è un'artista palestinese romana, bravissima, ha fatto uscire un album da poco, che fa sta canzone bellissima in cui proprio dice se chiudo gli occhi l'America affonda, però in un ritornello in cui invece è tutta tranquilla, sta a parlare dei cazzi suoi e poi dice se chiudo gli occhi l'America affonda e poi continua con sto bene, sto Ma è bene. un'amica tua? No, magari, no, però Vabbè, la dirò, dovremmo ma invitare, mai dire mai, invitarla. cioè. No, vabbè, Comunque la salutiamo anche a lei. sì. salutiamo lei. Assolutamente. Vabbè, le auguriamo di tenere sempre chiusi gli occhi così che possa affondare nel centro della terra e prendere fuoco con Allora, io butto un altro po' tutto di quanto vino. quello che c'è all'interno del Comunque, nucleo. stiamo dicendo Filippo, Allora, tu vuoi primo sapere ricordo, qual è quello che una ti bella ricordi. domanda. Lo so. Perché, vabbè, di famiglia sono... Aggiungo un po' di vino. In famiglia avevo tanti cantanti. Ah, quindi famiglia Io ho d'arte, iniziato- figlio per assurdo, io ho d'arte. iniziato cantando. Figlio non d'arte, suonando. quindi. Figlio d'arte. Ah sì, è anche bravo cantando, oltretutto, dai. Prima ho iniziato cantando. Ho iniziato a cantare, ma cantavo in un gruppo punk. Che gruppo Quindi era? no, si chiamavano i Full Room, facevamo... Beh, io mi ricordo, infatti ho visto un sacco di volte. Lo sai che quando ti sei presentato in realtà appunto c'avevo, però non ero sicuro. Poi non ho Avevamo- su internet non ho visto, non sono riuscito a ritrovare niente su YouTube, ho fatto poca ricerca. Eravamo sì, un po' Però di ai Full Room tanta amici. roba, tanta sì, roba. sì, ci divertivamo. Facevamo ska punk, facevamo casino principalmente. Sì. Quindi non è che cantavo, urlavo. Quindi questo è anche un dettaglio. Però ci Ma non siamo so, scusa, divertiti. una domanda se ti interrompo. Alessio Puddo ha suonato pure con voi per caso? No, Alessio Puddu, che lui è di Tula. È di Tula, in realtà di Alà, però sì, mezzo e mezzo. Ciao Alessio. Ciao Ale. Se lo vedrà, Se lo vedrà, lo sì, salutiamo. Già lo vede, già lo vede. Lo stigheremo. No, perché loro avevano un gruppo punk lo stesso che, chiedo scusa, mi sta sfuggendo il nome, sì, non sì. me lo ricordo. E abbiamo suonato assieme un po' spesso a Mara, nel paese del bassista Daniel Saio, saluto. E Oran Sogiu, chitarrista, Antonio Azzedi, chitarra, io la voce e Paolo Addis alla batteria. E siamo stati Paoletto, che domani si laurea.
Grande. Domani, oddio, auguri chissà a quando esce il Paolo. Bocca al podcast, quindi lupo nel per dubbio, domani. comunque sì. Vabbè, domani. Penso sia già laureato. Sei già laureato. Nel ok. dubbio, già Paolo si è Ah, no. laureato. Nel dubbio Nel auguri. dubbio. Non lo Auguri, sappiamo. Paoletto. Non so se si può Auguri, fare Paoletto. prima, se si può Sì, fare dai, per prima. la laurea, ma sì. Per la Vabbè, il laurea, pensiero vabbè. è Sti cazzi, esatto. Il pensiero che conta. va. Esatto. E niente, poi da lì è iniziato, diciamo così, il mio percorso musicale fino ad arrivare poi a entrare sulla batteria un po' in ritardo. Potevo iniziare un pochino prima, ma per questioni più che altro logistiche non Che non ti facevano suonare? No, a casa mia era un po' difficile, quindi mi sono dovuto arrangiare col tempo e col sudore piano piano. Ho comprato batteria e ho iniziato a studiarla all'età di 17 anni, quindi un pochino tardi. Vabbè. E ma- poi l'ho presa molto seriamente e infatti adesso diciamo che la sto prendendo come professione. Beh, continui a studiare. Continuo a studiare tuttora. Con chi studi? Ma adesso sto studiando con Rocco Potillo. Ah. Saluto. Ma una menzione d'onore va fatta Ovviamente al al mitico Giampaolo Conchedda. Grande, che ci mancherebbe. Beh, lui ci ha dato a tutti chiaro. Uno dei più l'impronta grandi, sì, sì. più importante come batterista a ora. E prendo le aggiungiamo i distanze. E non consigli solo. del noto Daniele prende le peso. distanze. Adesso arriviamo anche a peso, adesso stiamo già Non andando. sono batterista, quindi sì, non ma so. sto andando al passato. Daniele vuole dire qualcosa? C'è Vai, una- Dani. No, prendi le distanze. Prendo le distanze da quello che ha detto su Giampaolo, quindi salutatelo voi. Vabbè, io lo saluto. E invece perché su per me è Rocco? stato. A Rocco vi vogliamo bene. Ah, Già, ah, A Rocco sì, a Rocco Bravo sì. guaglione. Bravo Guaglione, che Rocco ovviamente lui è lavorato al conservatorio, quindi gli sto chiedendo una mano. E Lui ovviamente Calabria, no? anche il Lui si è zampino di lavorato in- Antonio Argiola. Saluto. Calorosamente. Aspetta che sto a fare il troppo fumo, Così non mi vedo. Però. Wow. Come sei tu col fumo? Ah, Lo stai arrivato no, troppo? tranquillo. Ok. Guarda, sta salendo su, ogni tanto viene a dare. Tocca a Daniele. Primo ricordo legato alla musica. È un casino perché Vabbè. c'ho mamma che mi cantava Non poter posare Ok. in culla. Quindi insomma c'erano sempre questi brani qua che giravano. Nonna con le filastrocche classiche che ti fanno le nonne. Dopodiché quando inizia a parlare, io ho sempre cantato da bambino, però non ho mai preso in considerazione il cantato fino al 2018, l'anno in cui appunto si è liberata Comincia- l'idea Dolmen. Prima io non cantavo. Scusate, posso fumare? Poi fa come te pare. Però Basta non dare fastidio a Pietro. No, quindi, guarda, cioè, tanto va tutto c'è là. mamma che mi dice Ma ogni con volta, questo? Ma no, ma poi non mi arriva. mi dice cantavi albano. Cantavi al Cantavo vano. quando il sole torna, quella roba dice gli rompevo i coglioni con questa canzone perché c'era il sole, mi Vabbè, ma piaceva. qualcuno te l'avrà messo in testa. Ecco, infatti poi quando lui finirà ci tornerò a dire una capito. cosa. Su Quindi Albano. c'era sta No, cosa no, qua, in generale. Ah, ok. Vai, sta Dani. cosa che girava, poi mamma mi metteva Fabrizio De André, un disco specifico, Live con PFM volume 2, quindi dove ci sono Capolavoro. tutti quanti i brani di Rimini, Capolavoro. più riarrangiamento di Pescatore, insomma un bel disco comunque misto cantautorato e progressivo Mamma italiano. mia. Poi mi metteva Baglioni, il disco dove c'è Via è un brano della Madonna. Sì. Ovviamente tu metti Via in un viaggio in macchina, hai finito il viaggio perché dura non lo so, un casino. Cosa che noi facciamo quando viaggiamo, non Però, ascoltiamo musica del nostro stile. Zero. Abbiamo citato prima Sabrina Sì, e Dua ma noi Lipa. mettiamo anche Tony Pitoni. Adesso Tony abbiamo rotto i Pitoni, coglioni a cioè, lui, noi ascoltiamo di Io, tutto. Tony Pitoni, secondo me è un revival. Devo dire che troppo mi hanno fatto scartato. due coglioni Poi così, poi però- ne parliamo su Tony Pitoni, Abbiamo un grande dibattito. Io li Salutiamo voglio, Tony li Pitoni. voglio molto bene, li voglio molto bene. a Tony. Vabbè, però stavi dicendo che comunque i viaggi in macchina hanno sempre I sentito viaggi in musica. macchina, sempre musica così, comunque in forma passiva, Battisti e quant'altro. Poi l'incontro con la musica è avvenuto in realtà proprio quando ho trovato un basso elettrico su un armadio da casa di mia zia col Faranci. Tu inizi bassista. Io quindi. inizio bassista perché quello c'era, soldi non ce n'erano, c'era un basso lì, ho fatto mio cugino, ma me lo dai, me lo presti? E lui no, te lo regalo. A posto, let's go, si vola. Che basso era? Era un Epiphone formato Precision degli anni 90, perché lui lo suonava in una cover band dove suonava brani di Ligabue e Guns N' Roses. Io, meno male, non sono nato negli anni 90, una roba del genere l'avrei aberrata sicuramente, una roba terribile. Però quel basso poi si è fatto onore, ha suonato molta altra roba divertente, anche molta merda, però comunque molta roba divertente. Iniziando ci beh. mancherebbe pure. Lo so, però insomma. Però comunque, basso. Tu Pia che volevi dire, No, scusa? ci tenevo a dire una cosa seriamente molto 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 seria, partendo da ciò che diceva Andrea. Andrea sì. Vabbè, una vecchia reminiscenza. A mezzanotte, Daniele, Andrea. no, No, mezzanotte non eri di Milano. Daniele Oggi per un Andrea, semplice oggi. motivo. No, quello da mezzanotte giusto. È era giusto un'altra. Milano. Io da No, mezzanotte sono a ha Milano. parlato della musica italiana
E io prima, quando ho parlato delle origini, era inerente il genere che noi suoniamo. Certo. E quindi anche nel ringraziare mio zio, ci tengo però a dire una cosa: la persona che invece mi ha avvicinato alla musica e a Inizialmente. suonarla è mio nonno, quindi il padre del famoso zio, perché suonava la chitarra, era molto bravo, e ci fu un periodo in cui, quando era giovane, andava a suonare all'estero, quindi Lui romano o sardo? lui sardo. Lui sardo? Sì, originario di Sassari, Ah, proprio originario di Sassari, ma stava alla Maddalena. chitarrista? Chitarrista, sì, molto ma molto bravo, e io ho apprezzato anni dopo la qualità di quello che lui faceva, di canzoni tipicamente italiane. Lui era un po' come una sorta di competizione positiva Claudio Villa. Azzo, Sì, minchia. una sana competizione, sì, lo stile era quello, però lui suonava anche la chitarra, quindi Quindi lo stile era quello. cantautore. Fu un bravo, E come si bravo chiama il cantante. nome? Eh? Nome? Lino, Lino? Pala, Lino Pasqualino, Pala. Pala, Pala. Mannotto Lino. E quindi no, ci tenevo a dire questa cosa, perché lui proprio mi ha dato l'imprinting anche per suonare la chitarra. Infatti ho una sua bellissima foto che campeggia a casa mia, lui con una delle mie chitarre mentre suona, perché anche da anziano, prima che venisse a mancare, continuava a suonare e a cantare. E se ci penso, i brividi a pensare alla canzone che lui fece per mia nonna. Un genere lontanissimo da me, però pensare a quello che lui avesse realizzato con quel brano era stupendo, ed è tuttora stupendo. Quindi è una cosa a cui E tengo il brano si parecchio. può trovare? Allora, c'è il nastro, un nastro, perché un mio cugino lo registrò e lo voglio digitalizzare. Ah, Il nome, vabbè, quell'epoca, Addio Maria, mia nonna si chiamava Maria, e lui salutava perché andava in Francia a suonare, e andava a trovare il padre che lavorava in Francia, perché lavorava il granito e il marmo. Sai che in Sardegna erano bravissimi a lavorarlo, poi alla Maddalena c'erano beh. le cave. ma questa è una E cava ci di so- granito, appunto. E in Francia ci sono tuttora delle opere fatte dal mio bisnonno. Pensa te. E quindi sì. E il figlio andava lì, andava a suonare. Beh, in Sardegna la tradizione, soprattutto dal punto di vista della chitarra, non sappiamo neanche quanto è lontana. Perché ad esempio noi abbiamo delle foto, dei reperti qua a Berchidda, ma trovati a casa di amici, in cui ci sono strumenti che assomigliano a dei liuti. Ma in realtà Parliamo proprio degli inizi del 1900. pensa a Cioè te. proprio foto, le prime foto in assoluto, e c'erano già gente vecchissima, Pensa. con liuti di vario tipo e strumenti che però non riusciamo Identificare. a identificare. C'è un amico musicologo medievale che quando lo becco gli faccio vedere proprio queste foto, ma anche lui alcune di queste non riusciva a identificare il tipo di Pensa a strumento. te. È perché prima si facevano. Sì, Immaginatevi che adesso appunto si sta perdendo questa cosa, cioè della realizzazione di strumenti. Sì. Ma prima o te lo facevi, Sì. o te lo portavano da qualche parte, o se te lo portavano andavi da qualcuno, un falegname, e gli dicevi senti ma provi a rifarmelo. Ormai E si lì- compra tutto in internet, comprano adesso sì, tutto. prima film. gli artigiani appunto chissà che tradizioni c'erano, e per mantenere quelle tradizioni, come il ciabattino, cioè Vabbè, quello che certo. fa le scarpe. Sì. Nel mio paese, dopo che è morto a Berchidda, è morto neanche, è andato in pensione, quello che le faceva, basta, nessuno Sì, ha più fatto infatti. le scarpe a Berchidda. Stessa cosa sarà successa 50 anni fa per i Certo. liuti, magari c'era il liutaio, poi è andato in pensione, è morto, non ha potuto lasciarlo Fine. a nessuno. Adesso la liuteria ha un estremo bisogno di evolversi Sì. da un punto di vista, perché ok il supporto allo strumento per il musicista che deve andare in tour, magari sistemare un paio di allacci elettronici eccetera eccetera, però stiamo arrivando a un punto in cui anche alcuni strumenti hanno più di 50 anni, 60 anni, se prendi una Martin ha 100 anni. Sì. Sta arrivando un punto per la liuteria in cui loro devono evolversi non solo in quanto liutai, ma in quanto anche restauratori. Certo. Beh, teoricamente lo fanno già, in realtà, o perlomeno però- quelli che ho sempre conosciuto io erano anche restauratori. Ma Sì, alcuni lo infatti. fanno un po' a braccio, non c'è proprio una... È perché forse abbiamo perso quella tradizione Studio, che... cultura. No, ma perché non c'è mai stato bisogno di restaurare uno strumento. Sì, infatti. Adesso che c'è l'esigenza, c'è proprio... Ci sono alcuni liutai che si stanno unendo in questa causa che io super approvo. Nominali in cui- perché... Adesso non mi ricordo, Ah, ok. perché comunque è un liutaio del Bresciano che Ah, ok, cura no, comunque perché gli conosco un strumenti. liutaio che dovrebbe essere tra Buduni e Olbia, che me ne hanno parlato, me ne ha parlato da poco Alen Pattittori. Cosa c'è? Alen. Alen, Ciao, me ne ha Alen. parlato. Ciao. Sì, Alen doveva essere anche qui in realtà. Ah, beh, dai, però giustamente, oggi un doveva ragazzo suonare. impegnato. Ah, ok. Eh, Grande Mannaggia. Alen. sono contento che sta suonando, meno male. Cioè.
C'era qua, vuol dire che non stava facendo le Esatto. niente stamattina. Sta qui a mangiare con noi, magari gli comunque, piaceva di gli avrebbe fatto piacere, lo so, lo so. Assolutamente. Probabile. Quindi sono contento che sia impegnato, però dai, lo salutiamo, gli vogliamo un sacco bene, soprattutto per Assolutamente quello che anche lui fa, comunque contribuisce a portare avanti un progetto importante per la Sardegna, che sono i Cordas. Esatto. Cordas per me è una roba che con tutto quello che ne può comportare la mancanza di Francesco, però secondo me è lo spirito del progetto che dovrebbe andare avanti, perché è quello che rappresenta i Cordas che è importante per la Sardegna. Francesco è insostituibile e lo dico tranquillamente, perché comunque adesso alla voce nei Cordas c'è un mio caro amico che è Tore Nieddu. Ciao Tore. Ciao Tore. Con cui ho condiviso il palco per svariati anni come bassista suo personale del trio, ed è un'ottima voce lui, ma ovviamente Francesco è Francesco, Tore è Tore, ognuno ha il Certo. suo, però il progetto Cordas e Cannas Continua tranquillamente. deve continuare, perché è un cuore, cioè capito, se tu cerchi l'anello di congiunzione tra la musica pop, se vogliamo, e la musica etnica, questi sono Antilitteram e Cordas e Cannas. Forse grazie anche, soprattutto a tutto quanto il comparto che ne compete all'interno, che magari alcuni non ci sono più, tipo che ne so, Gesuino non c'è più, Sì, infatti. per varie motivazioni che stanno a loro, però Gesuino stava in una band Britpop insieme a Marino De Rosas, che erano i The Killers. The Killers, Parliamo sì, di sì. una roba anni 50-60, mi sa anni 60 più che Anni altro. 60. Sì, e quindi tu dici lì già c'è una matrice di Beatles all'interno, e tu immaginati queste persone che si trovano, 3 persone che dicono: ma che ne dice se uniamo i Beatles al folklore sardo? Cioè, Infatti. è una cosa in cui quando abbiamo partorito Dolmen mi ci sono molto rivisto. Cosa ne esce unendo il doom metal alla musica sarda? Io ho voluto letteralmente portare una filosofia alla Cordas e Cannas, però con un Beh genere un pochettino sì, in estremo. effetti io non ci avevo pensato fino adesso, però comunque inconsciamente ci facevo questa analogia in effetti. O comunque come il vostro progetto partiva essenzialmente da radici, però per portare qualcosa che non c'era, diciamo. Infatti, giusto. Poi allora, parlando adesso appunto, perché poi tanto chiacchiereremo tantissimo, però voi avete appena finito praticamente il tour adesso, diciamo, Sì. facendo settimane appunto fa, l'ultima data a Savona. Savona, aprendo i Negrodet, Sì. che era l'ultima data di Negrodet. Allora, era la terz'ultima, Liguria, perché l'ultima sarà terz'ultima. a fine dicembre. Però l'ultimo tour, quindi. L'ultimo della loro carriera quarantennale, 40 anni 40 di odio. di storia. La vabbè, locandina no. ha 40 anni di Sì, odio. sì, 40 years of hate. Sì, Quindi sì. Corretto. Voi avete già suonato con loro? Sì, abbiamo fatto da spalla il tour, mini tour in Sardegna. Sardegna, le 2 date che hanno fatto a Olbia, a David Kiss e a Cagliari, a Cueva Rock, abbiamo organizzato grazie a Riccardo Sizia, chitarrista di Reazione, Che salutiamo. che salutiamo. Grande, Rick, grazie. Salutiamo di tutto, tutti Rick, i Reazione. Tutti quanti, Sì, assolutamente. anche quelli che non hanno fatto dormire Pietro la notte. Vabbè, capita, Ciao dai. Tore! Grande Tore, Facendo trattore. bisbocce. Un trattore. Tore è un trattore. Tore trattore, rock and roll. Rock and roll, Tore. Savona era importante per loro perché è la patria natia. Sì, 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 no, no, e sono per voi liguri. più che altro, vorrei Sì, sapere sì. più che altro. Ah, beh, c'è Com'è tanto da andata? dire per Com'è noi. andata? A noi è andata, ci siamo divertiti perché ce l'ha chiesto anche un giornalista genovese Sì. da poco, Sì. Edoardo, che ovviamente salutiamo. Salutiamo Edoardo. Salutiamo Edoardo. Ciao, Edo. Salutiamo Edoardo. Ce l'ha chiesto anche lui una roba simile. Cazzo di lì, cioè lui ci ha detto che il pubblico ligure è molto esigente e non si smuove per niente. Io pensavo che questa filosofia la sento anche in Sardegna. Quindi Sì, ho detto, vabbè, infatti. paese che va, gente che trovi, secondo me tutti la pensano così. No, non è, dipende. Dipende, è vero. Vabbè. Però in Sardegna comunque smuovere Sta un arrivando un pubblico... botto di roba. Aspetta. Io sto per svenire. Fili, mettete qua. Mettete qua. scenico, però. Mettete qua. No, ma è bello. Nei prossimi è concerti bello. ti facciamo venire. Possibilmente non davanti alla batteria, che posso svenire durante il brano, capito? Guarda, io una volta racconto. Una volta a Bologna c'era un gruppo che si chiama i Krav Boga. Krav Boga sono greci francesi e sì? fanno un punk hardcore violentissimo. Che bello. Io li vedi a Bologna perché i Gold Cops, non so se avete presente, sì, ecco. di Simone. Di Simone li Carta vogliamo. di Pudoni. Salutiamo. Salutiamo. perché- Salutiamo. Comunque ai Krav Boga praticamente si è portato il metallurgo.
Il metallurgo, come l'abbiamo ribattezzato noi, è praticamente un tipo mezzo, cioè nudo, completamente nudo, con solo tipo un perizoma davanti, con una specie di stola attaccata, tipo di metallo, di roba, e con una motosega, una piallatrice, e praticamente si piallava addosso No, e buttava le le scintille del scintille. pubblico. Quindi tu te bruciavi mentre pocavi, facevi sto bordello. C'è sto nudo tipo mezzo scandinavo, tutto tatuato, che si mette sta roba e poi c'ha con tutte le scintille addosso, tu te bruci, ovviamente. Molto te Rammstein. bruci. Infatti ho No, detto è molto più dei Gigi Rammstein. Allen, solo che al Gigi posto della Allen. merda usa Le le scintille. scintille. O meglio le scintille. È un altro brano in cui loro dicono, fanno salire qualcuno sul palco che vogliono che gli tirano la roba addosso. Bellissimo. C'è un brano in cui dicono: in questo brano noi quando iniziamo tirateci tutto quello che volete addosso. Te lo giuro, io una libertà del genere non la potrei dare, ma... Cioè, Io soprattutto certe cose qua. le ho viste solo dai Guttalax. No, ma anche Gigi Allen comunque si è impegnato. Vabbè, lui sì, Cioè, vabbè. Gigi Però Allen era sì. solo lui. Invece i Guttalax su tutti. Oddio, sì, era In solo tutta, lui, proprio però per ce n'era quello. per tutta la Sì, la sì, piaceva platea, per cioè. tutti. Se ti Come mettevi in prima finita fila. questo discorso dai Necrodet, scusa? Vabbè, ognuno ha il suo. No, perché lui giustamente... No, sto scherzando. No, però sì, effettivamente. No, com'è andata alla fine? Com'è andata alla fine? Ci siamo divertiti, è bello. Cioè, Tutto noi il siamo... tour, con la chiosa appunto di Savona. Guarda, è stato tutto bellissimo perché comunque è stato prettamente in Sardegna e poi l'ultima data in quel di Savona, guarda, la È soddisfazione stata è stata l'apoteosi, diciamo. veramente un'apoteosi, ma non per noi per dire perché guarda, la soddisfazione più grande è aver trovato persone e ci sono i reel, andate a cercarli i video dove la gente canta. E questo a me ha lasciato impressionato. Cioè, ho detto, ma com'è possibile che cantiamo in sardo e in quel di Savona? Ci avevano già ascoltato prima ancora che Perché noi ci hanno iniziassimo. ascoltato cioè proprio per bene. E trovare persone sotto al palco che erano là sotto, da me, da Daniele, perché noi stiamo più avanti, giustamente lui ha Io sono dietro tutta la le quinte. batteria, lui dietro le quinte l'onere. del palco, tra virgolette, dietro le pelli. E avere la gente che cantava, cioè quella è stata una gran sorpresa, ma anche da esclamazioni sentite nei video, quel famoso bello! Cioè, ecco, queste piccolezze in realtà, queste cose assai piccole in realtà fanno veramente la differenza e dicono, beh dai, allora arriva il messaggio, ecco, il messaggio. Vabbè, diciamo, Beh, ci lascia Quindi qualcosa, no? sì, Ci lascia una sì, traccia sì, comunque. una soddisfazione. conta che poi dal momento in cui noi abbiamo La più importante. forse. Caspita, sì. dal momento in cui abbiamo suonato poi con Necrodet con Olby a Cagliari, Vabbè. ci hanno chiamato loro dopo un po' per Necrodet sempre. Sì, sì, Che sì. gli siamo piaciuti molto in quelle due date, quindi ci hanno voluto Certo. enormemente al loro evento, l'ultimo evento in Liguria. Peso, il batterista di Necrodat, ci ha fatto anche una menzione d'onore Infatti, in un un'altra articolo cosa- di Metal Hammer, che comunque è una rivista che direi ha fatto anche il suo tempo, però è comunque ben analizzata, comunque sempre da Certo. certi metallari di una certa età, tra cui anche la mia, nonostante io sia un vecchio dentro. Beh, perché il responso è stato veramente notevole. Cioè, Di perché quello volevo sapere, sì. salire la scena andare dietro il palco, a un certo punto dire, tocca a voi, salire sul palco, piazzare le cose, vedere già che si era riempito il locale, cioè grande. Era sold out. Era sold out. E una volta che abbiamo iniziato, tutti attenti, c'è stato quel minuto di attenzione dove la gente era immobile, poi noi partiamo ed è stato bellissimo vedere tutte le persone Che sono state prese bene, quelle persone che cantavano coinvolte nel nostro mondo. e a ogni brano che terminava avevamo, diciamo, una soddisfazione, la gente presissima bene. E poi i complimenti comunque dei veterani, padrini, Necrodet, quello è proprio il valore aggiunto. È impagabile. Ma una domanda quindi, prego. No, praticamente quello mi se vabbè, sti cazzi. Lascio perdere. Ok. Let's go. Let's go, Svi. Quello è il principale. Ah, praticamente. No, ho memoria piena di quello, forse non l'ho svuotato, Vabbè, quindi non è- vabbè. non Però vabbè. abbiamo quello come panoramico, l'ho alzato un po' di guadagno. Dai. Tanto c'è tutta post-produzione. Panoramico! Prova Sassa. No, quello che volevo dire è questo, appunto. Il riscontro che ci avete avuto a Savona è stato in confronto a quello che di solito avete in Sardegna
un'altra cosa? Bella domanda. C'è Allora, la partecipazione, la presa bene che avete descritto adesso. In Sardegna l'avete mai avuta? allora è difficile questo da Esatto. dirsi. Perché? Perché Ci stanno noi... tante variabili, certo. Ecco, Sì, infatti. ma più che altro perché noi abbiamo iniziato a uscire live con il disco completo e tutto tra l'inizio del 2020, poi ci ha bloccato la pandemia, poi abbiamo fatto un live abbastanza illegale nel 2021, durante Vabbè. il periodo lì, però comunque Vabbè, Avete legale, fatto la gente bene, comunque diciamo. era interessata, però non abbiamo girato mai così tanto da dire abbiamo uno zoccolo duro, abbiamo della gente che non vede l'ora di rivederci. Sì, infatti. Quest'anno cioè l'anno scorso abbiamo deciso di riprendere il progetto dopo 2 anni di hiato causa studi miei, problemi miei, eccetera, eccetera. Però 2024 abbiamo detto riprendiamo l'attività. Bene. E ovviamente con l'avvenire di molte cose, anche di programmare preventivamente delle cose, ha fatto sì che il progetto potesse girare al meglio proprio con un anno di studi dietro su Beh, ci come vuole, muoversi, certo. manovre, eccetera, eccetera. Per giunta il primo live dal vivo che abbiamo fatto nel 2024 l'abbiamo fatto senza usare il nostro nome. È vero. Ci siamo è chiamati, vero. cosa eravamo? Gli Abra Calabria eravamo. Gli Abracalabria. Abracalabria. Cazzo, fighissimo Abracalabria. Abra Calabria. Nome, Adesso. cioè proprio Non rappresentativo, senza però... senso, sì, sì. Abra Guarda che tanta Calabria, e roba, è invece come sono beccati. gli Vazzanicchi. Esatto. Ho scritto Abra Calabria e invece eravamo noi alla caletta e la gente era tipo lì, in che senso? No? Questi dalla Calabria. Gente della Calabria, c'entrano un cazzo. Però da lì abbiamo iniziato a fare altri pochi live, sempre con alcuni fratelli tipo Reazione, eccetera. Poi nel 2025 sono spuntate fuori anche altre band, tipo i Somnivore da Olbia, dove appunto c'è Sebastiano, che è il primo chitarrista di Dolmen, come cantante e chitarrista. Ah. Quindi, siccome noi comunque ho già un disco Non alle vorrei spalle, dire, ma capita a Ecco, fagiolo. ecco la eccoci maglietta. qua. ecco lo sponsor. Giusto Lo sponsor, guarda, e poi dite che non vi vogliamo bene. Quanto vi vogliamo portata bene. appositamente. Cosa è successo? Che nel 2025 ho programmato, no grazie, No, no, grazie. No, nemmeno. tornerò indietro. Nel 2025 ho programmato insieme a loro questo tour da persone adulte perché giustamente essendo libero il fine settimana, salvo difficile. periodi di ferie che mettono d'accordo tutte e Tutti tre le quanti. teste, un puttanaio, devono proprio allinearsi i pianeti Esatto. e comuni della Sardegna, cosa che non succederà mai. Però fondamentalmente abbiamo unito le forze per fare questa cosa qua e quindi siamo da giugno sino all'ultima data lì a Savona 2 che settimane fa. ogni fine settimana, a volte anche venerdì e sabato, quindi 2 giornate di fila, facendo delle date in molte zone della Sardegna che non abbiamo mai toccato. Beh, bello, no? Noi volevamo questo, volevamo il contatto con la gente. Cioè, noi non ci interessa farci conoscere perché suoni in una determinata maniera. Noi interessa il rapporto con la gente. Cioè, Esatto. noi interessa proprio il rapporto umano, cioè, l'interazione. È bello quando poi hai una corrispondenza davanti. Il posto dove avete suonato, in cui avete sentito di più questa cosa qua? E in realtà in tutti i posti dove abbiamo suonato abbiamo trovato Però una sempre- menzione, scusate, al Dark Rural a Oristano. Dark Rural è un collettivo, Sì, sì, collettivo di che- Oristano. Conosco. Beh, lì ci ha colpito Ci ha parecchio colpito anche la parecchio, location. La location è incredibile. Ci trattano sempre fighissimo. tutti bene, ma lì abbiamo trovato dei fratelli perché Sì, ci sì. sono delle persone all'interno del Dark Rural veramente E grandi musicisti. a parte, Sì, a sì, parte. Si sposu. Si sposa. Si sposa. Ciao. A Lorenzone. A Lorenzone. Lorenzone se lo merita tutto. Sì, sì, però sì. Dark Rural, come tante anche altre situazioni, Sì, anche a certo. Ghirarza, tutto è A nato con una Ghirarza. collaborazione a Certo, Ghirarza con il certo, collettivo assolutamente nostro. sì. E il Dark Rural dove abbiamo fatto davanti al Sin City, che è il locale di Salutiamo. Sì. Sì, Ciao, sì, Giorgia. Ciao Giorgia. Ciao, Cla. Ciao, Giorgio. Ciao, Cla. E abbiamo unito le forze creando qualcosa dal nulla e sicuramente sarà una cosa che creeremo a livello annuale, non mettendoci la faccia noi. A sto giro l'abbiamo messa perché volevamo creare qualcosa. Il prossimo anno lo spazio va alle altre realtà Vabbè, indipendenti. ma pure voi Cioè, in generale. Noi stiamo dietro le quinte all'organizzazione. Vabbè, se suonate ci fate comunque un gran piacere. Sì, non lo mettiamo in dubbio, vai, apprezziamo. Ovvio che Però- state anche magari appunto dietro le quinte che appunto secondo me... Non ci dispiacerebbe ogni tanto stare dietro le quinte. No, No, ma è giusto dare lo spazio a nuove Sì, realtà. Tutte e cioè, due, bisogna fare capito? tutte e due. Beh, Poi- quello che abbiamo sì. fatto con Sì, i certo, Somnivore è sto questo, scherzando. esempio, è Somnivore nato... noi li abbiamo portati per tutta questa estate. Beh, dove diverse possibile, date erano con Sì, noi. sì, ho con letto, noi, quindi- e a noi ha fatto mega piacere perché comunque anche la gente è iniziata a conoscerli. spacca. Sì, spacca. sì. Sì. Poi ho visto live dopo live la progressione Sì, certo, perché qualitativa quello- del progetto, proprio l'impegno.
Perché quello secondo me poi che soprattutto manca a chi vuole cercare di iniziare un progetto in Sardegna, cioè la prospettiva di poter fare un tour in Sardegna, un vero tour in Sardegna, e se ci avete appunto delle persone più grandi, con più esperienza che ti portano appunto insieme a Certo. loro, è un discorso. Sì, Da soli è quasi impossibile da casino. giovani, Sì, cioè è un a casino. Beh 18-20 certo, anni. no. È un casino nero, anche perché comunque sei Adesso poi estraneo. soprattutto. Prima appunto c'è una domanda che vorrei fare, vediamo un po'. Che... Emilia, però sai cosa? Il bicchiere piange, no, quindi mi sa ma che il ma- bicchiere... ma stai scherzando? Lo devi dirlo prima. Oh. Faccio una brutta Basta, basta, figura. basta, basta, basta. Faccio una brutta figura così. No, nel senso, No, non figura. sei tu che fa figure, ma è lui che è È un lui ubriacone. Che No, embriaco? no, brutta figura. Ieri mi ha fatto lei embriaco. Scusa, Questa la taglierà. questa la tagliamo. Un discorso, No, no, possiamo non la tagliare, tagliamo, la non la tagliamo. lasciamo, C'è anche la una domanda lasciamo. appunto che è questa, quando tu entri, cioè scusate, la domanda è che qual è il concerto in cui avete fatto nelle peggiori condizioni della vostra vita in cui... Ieri. Ieri, perché ieri? No, non è vero. Condizioni... No, proprio in cui tu sali sul palco e dici cazzo, adesso come la porto a casa in queste condizioni? Allora, guarda, forse una volta quando cantavo, però quando canti è diverso. Nel senso te ne sbatti forse. Sì, invece suona la batteria. No, cazzo. È un bel Diciamo casino. i BPM Strumento. scendono. Sì, dipende. O alzano o scendono. Vabbè, certo. tendenzialmente Dipende si dalla abbassano, condizione. però Non so oppure quelli. sono altalenanti, Testimoni. no? Hai capito? Sì, un po'. No, vabbè, però capiterà. È una lezione che mi riporterà a dire: ok, la prossima volta è meglio non Se il bere. live peggiore che io mi sono sentito di aver fatto, quantomeno con Dolmen, penso che sia stato 2022 giugno. L'ultimo concerto abbiamo fatto al Party Music Club. Alza la voce, Al party abbiamo suonato bene, io con la voce zero che c'era, proprio facevo cagare il giorno. Infatti, minchia. Infatti poi c'è un'acustica Ah, sì, particolare. ok. No, Sì, non è una vabbè, questione di acustica, ero proprio io che a un certo punto ragazzi. Vai. Vai. Poi era successa una roba che a un certo punto noi siamo arrivati lì che abbiamo ospitato anche una persona che aveva appena preso un bidone da un altro live e gli abbiamo fatto aprire il concerto. Ah, bravi, complimenti. Ok, così sul momento. Solo che facendo questa cosa qua a un certo punto, come sono salito sul palco io, non so per quale motivo, era sparita la spia della voce davanti. E io tipo, immagino l'acustica del party, purtroppo È quella che è detti. lacunosa. Però dici, ho la cassa davanti, sto tranquillo. No, sta cassa era sparita. Io ho fatto, boh, Quel che esce. Decore. sarà un casino. E infatti a un certo punto non penso di non aver più raggiunto comunque il range che ho classico, normale, perché penso di Perché aver hai proprio sprecato, cioè, tutto. cartucce sprecate. Infatti a un certo punto gli ho detto, raga, Se facciamo non un ti brano senti. strumentale perché io sono alla canna del gas. Abbiamo divagato. No, è stato terribile quel Vabbè, giorno. vedevi le proprio- facce degli altri, bene o male. No, ma la gente Vabbè. davanti Alla queste fine cose si non le prendono. calcola. Diciamo che l'impatto musicale sai solo tu. e l'impatto sonoro che abbiamo noi Va bene, anche se stai parecchio cazzeggiando. riempie, parecchio, quindi cioè... No, pure a me piace stare a boga, se non poter urlare Sì, anche, cioè, mi sento un animale castrato. ci credo, capito? ci È un credo. casino. Sì. quello sì. È brutto, però sì, secondo me è quello lì il peggior live che ho fatto in vita Ma mia. per me purtroppo. comunque- Si rifarà un live decente lì dentro. prima o poi. Sì. Beh, infatti sì, ci dobbiamo tornare. Per te, Pie? Ma tendenzialmente posso dire non faccio il bacchettone, Ok. però quando si deve suonare Invece, bisogna essere nella logica del poter suonare a migliori condizioni e poi c'è lo sciallo dopo i concerti, ti scialli, ti rilassi e tutto. Anche però- durante, anche due o tre durante, birrette. però per te le dire, puoi cioè, perché quando il tutto cresce la consapevolezza che quello che stai facendo sta veramente prendere sempre più la piega che riempie prima te stesso. beh, Cioè, certo. io suono per me stesso, per noi, sincero. Però c'è soddisfazione nel vedere gli altri Apprezzare, sostenere. e questa cosa, cioè, trovo molta più soddisfazione in quello che stiamo facendo noi come Dolmen che in altri progetti belli, visti, suonati. È tutta una cosa particolare. E questo vuol dire che mi dice, beh, bisogna andare avanti sempre più nella logica perché le aspettative si sono alzate. Ora per l'album nuovo c'è proprio chi l'ha detto, oh, certo che quello certo. è adesso, adesso. perché E così. mo so cazzi E di mo so cazzo. cazzi da cacà. Scusate, visto che lo farei, mi ha Sì, anticipato una domanda, sì, cioè sì. voi adesso appunto finito il tour entrate in studio per registrare il nuovo album. Preproduzione è già fatta in pratica, Ok. Studio, sì, Vabbè. dai, studio dei brani Studio. nuovi per l'album, qualcosa, il singolo l'hai sentito, Sì, tanta l'ultimo, roba. eh, Come si pronuncia? Boearchi tu? Poi il kitto. poi Erchito, sì. Quindi Poi alcune zone lo chiamano Erchitto, ma sì,
Però- come paravolo. Infatti, però diciamo che l'aspettativa è elevata, anche perché poco prima, no, quando è uscito l'album, poi c'è stato tutto il marasma, Covid e quant'altro, l'attenzione era stata elevatissima all'estero. Mm. E quella cosa ci ha lasciato, cioè, a Vabbè, parte ma qua, di solito è così, nel ma senso. guarda, cioè, siamo rimasti impressionati Ma di di solito quello è che è così. successo all'estero. 3 giorni dopo che è uscito il disco, Eh, mi è arrivata cioè, nei messaggi dalla pagina dei Dolmen di Facebook una richiesta da parte di un promoter russo per 3 russo. date in Russia. Minchia. Ora, era il 2021 Adesso. Poi c'è stato il conflitto. Ah, e gli ho fatto, guarda, noi non possiamo uscire dai vabbè, confini ci sono italiani Albano ci è perché... andato. Vabbè, Albano è Albano. Albano, lo pagano pure bene, nel senso. Gli ho fatto, guarda, c'è il Covid in corso, non possiamo uscire dai confini italiani, cioè da quelli europei mi pare all'epoca, non poteva andarci fuori. Se ne parla per il prossimo anno. Sti stronzi miserabili se ne entrano in guerra In con guerra. l'Ucraina, ma mannaggia a loro, guarda, ma dimmi tu. E tuttora tu, Emilia, puoi trovare su YouTube i commenti, perché noi non abbiamo dato molta enfasi a pubblicare su YouTube, ma abbiamo caricato beh, i certo, brani, sì, no? Sì. Anzi, Vabbè, c'è anche una Mr. persona in Doom ha aiutato particolare, molto Mr. Doom, cioè proprio un ragazzo Sì, greco che... è un canale di stoner doom metal Ah. globale. Il spinge suo unico impegno è e di trovare- promuovere Sì, la lui promuovere musica. le band ma del ci ha, genere, ci ha sì. fatto proprio spiccare Sì, sì. parecchio, ci ha fatto raggiungere tante persone. Sì, che all'epoca veramente comunque tante per il nazioni. promoting era una cosa ma antelita. significa comunque che li valevate, nel senso. Ma leggere certi commenti veramente abbiamo detto, caspita, guarda, quasi quasi, io quello che penso, c'è stato più riscontro in quel momento fuori Che- che non in terra natia. L'esempio classico che è proprio quotidiano, secondo me, contemporaneo è Daniela Pes, Mhm. che c'ha un molto, molto Vedi tanto. Daniela più Pes, cioè, mamma riscontro mia. fuori che in Italia. No, Cioè in Italia non la molti non la conosce conoscono in nessuno. Italia. Ma anche in non la Sardegna. anche in Sardegna. Anche in Sardegna. Eppure ti va a Eppure fare guarda che fa. TXP, capito? Dove solo se sei grande forte, artista. forte, Piace a me, lo forte. ascolto da sempre, chi spiega, Capito? guardo e ascolto. Salutiamo Daniela Mannaggia. Ma Daniele ci ha invitata, ci ha già detto che dovrebbe venire, quindi quando si libera dagli impegni sarà qua. Daniela l'ho Beh, conosciuta Viene spesso a 2 anni fa. Belchida. 2 anni fa al Mario Cervo, all'archivio Mario Cervo. sì. All'archivio. Tu che eri andato a vedere la La manifestazione? manifestazione della premiazione, sì. Perché c'era un mio amico che faceva il giurato e gli aveva fatto proprio a Daniela. Sì, quando ha vinto col Conspira, che ha vinto Molto. il Che premio per verità Tenco. lei l'ho conosciuta in realtà l'anno prima, ed era il giorno prima che uscisse Spira. Ah. E c'era uno dei suoi ex collaboratori, adesso mi sfugge il nome, Marras. Lui suona il Chapman Stick. Ah, Suonava lui con gli Argot Project con Riccardo Nieto. Sì, mi ricordo, sì, mi ricordo la C'erano lei, lei che lui- cantava. Esatto, aveva fatto un disco di cover dei Beatles in una maniera particolare. Sì, ma lei ha fatto, l'avevo vista pure a Sassari io Eh. quando faceva, non so se era il The Room, comunque non mi ricordo O adesso. la Però Betone l'avevo del visto Roma, uno dei live. No, la Betone no. no. Però Vabbè, l'ho conosciuta il giorno prima che uscisse Spira perché eravamo insieme alla presentazione di Gianni Maroccolo, bassista sì, dell'Etfiba, conosco. per il Maroccolario, che è un libro dove c'è tutta quanta la sua produzione Ah. artistica. E che siccome Daniela con Maroccolo e anche l'amico suo avevano dei bei rapporti, sicuramente non lì per quel motivo lì. Però fa piacere trovare artisti sempre così. E lei l'ho conosciuta tempo fa quando aveva fatto quel brano con Andrea Picca in Galurese, mi pare. Per Sì, premio alla Andrea Parodi. Musicultura. Andrea Parodi. La della sì, Parodi, sì. mi pare, forse adesso non mi ricordo. No, era Musicultura, Musicultura? però... sì. O era no. Musicultura, sì. Io sì, mi ricordo anche il premio Andrea Parodi, però può essere tutto, Sì. nel senso. Beh, ne ha Camila partecipato- ha D.A.D. partecipato dovrebbe essere il tanto, brano. Camila D.A.D. Sì, esatto, Camila Camilla D.A.D.. D. Brava Daniela. È così che è bravo. Sì, il tema era questo, il fatto che appunto non solo grandi artisti, ma anche chi esce in Sardegna con un progetto, se è forte, rischia di andare più all'estero sì, sì, che in Italia e in Sardegna. decisamente. Sì, sì. Questa vedi, è una problematica che io vorrei chiedervi, visto la domanda, che è classica, quali sono i problemi che voi avete riscontrato nella vostra esperienza e anche con i Dolmen in questo caso, nel fare musica in Sardegna? Quali sono secondo voi le problematiche maggiori? Cominciamo stavolta da Filippo. Fai prima che fare iniziamo a loro perché magari io sto sempre su... Allora, su altri fronti, secondo quindi fai me fare. non ascolta più musica nessuno. Questo è un problema. problema generale. Secondo me sì, è anche Sì, una sì. questione di ascolto. Infatti molte persone ormai
non vengono a ascoltare i brani inediti di nessuna band, quindi è un problema a parer mio molto grave, perché ormai la gente preferisce andare ai gruppi cover, Però questo più, divertirsi, però questo tribute più in band, Sardegna che in continente per la mia ma secondo me esperienza. il problema è abbastanza generico, perché non è solo un problema a Sardegna. A Roma, a Bologna la cover band non funziona. Ah, Cioè, o sei davvero ok. uno tipo che sta a 30 anni e fa il cantautorato proprio della Sì, zona, sì, sì. e quello è un discorso. Altrimenti, se tu vuoi emergere, vuoi fare cover band, non ti prende nessuno Ah, a beh, Bologna, a Roma, eh. Anche se invece magari ci stanno cover band che spaccano Certo, e certo. No, no, ma e senza nulla l'emergente fa togliere, ci cagare, mancherebbe, fanno cioè. suonare l'emergente che fa cagare. Ho visto un sacco, molto spesso Esatto. rassegne che facevano suonare chiunque, basta che tu c'è il progetto inedito. Certo. Esatto. In Sardegna invece, appunto, secondo me, è che sono d'accordo con te, è più il contrario, Eh? un po' per motivi turistici. Sì, Cioè, nel senso molto. Probabilmente per quello, molto per per quella raggiungere più natura. persone e avere più pubblico, tra Certo. virgolette. Ma poi anche sull'underground principalmente. Perché sul genere underground, poi io capisco che tutto ognuno ascolta il genere che vuole. Underground è tutti, è che tu faccia rock, che tu faccia blues, Certo, se certo, non però esci sotto una major o con qualcosa di importante, sei assolutamente. tutto underground. non è che- Vabbè, no, beh, facciamo una divisione, le cover non è underground. No, dico, beh, certo. però Ok, no? un progetto di inediti, Di comunque inediti, lui dice. È fatica, tutto ecco. underground. È tutto Beh, underground, se sì. punti al pop, no, però. Ma anche il È pop, pop se non esci underground. fuori dalla cameretta rimani sempre underground. E nel quindi senso, apriamo un discorso, che cos'è l'underground? Perché Apriamo secondo me, ad un- esempio, Gay è divaghiamo. underground. Chiesi underground, sì. Chiesi sì. Però appunto altri progetti inediti non li considero underground. Mo non voglio fare neanche nomi perché potrebbe essere, però tanti progetti che conosco non sono underground. No, guarda, dico, io parlo di artista Il underground. vostro è underground nel senso proprio che anche già secondo me il genere, molti generi per un certo, cioè per un, Sì. si prestano. Si si prestano prestano a rimanere A rimanere, nell'underground sono più perché di chi li nicchia, fa no? soprattutto non ha interesse Sì, diciamo nell'andare che nel lo mainstream. definiamo più come nicchia, appunto. Capito? Gli interessa Sì, fare sì, vediamola musica così, e in basta. questo ok. senso. Poi Cioè, adesso c'è questa sviolinata balorda che per non dire che stai facendo pop dici che stai facendo indie, ma Indie, sei vabbè, ma l'indie- ma sei una taralla Felice. miserabile, Esatto. sì, dai, Ma sì, infatti, dai. non è roba che ci compete, credo. No, No. ma potrebbe anche perché se comunque- l'indie è fatto bene, apprezziamo anche quello. Ma sì, ma cioè, Però l'indie, che chiamalo cos'era pop, l'indie? chiamalo. Scusate, secondo voi che cos'era l'indie? Per quanto riguarda quando è nato l'indie era semplicemente indipendente Noi con i artist. Dolmen siamo indie. Esatto. Sì, noi siamo Noi indie. siamo E senza certo, etichetta, quindi qualsiasi siamo cosa indie, che senza ok. etichetta e si autoproduce è indie. Eh. Però se fai musica, che ne so, appunto. Ma poi l'hanno fatta diventare un genere, capito? l'hanno voluta etichettare, Esatto. no? Capito? Questa è colpa degli Oasis, io vi vedo che li ascoltate, maledetti. E non vi Andate ai loro salutiamo. concerti. E Io non vi vi vedo, salutiamo. vi vedo. Non vi salutiamo. Prendete 300 euro di biglietto per gli Oasis e poi 600 di aereo Esatto. e dite che 10-15 euro di maglietta sono troppi, andate a cagare. Allora, a me un paio d'album degli Oasis gasano, però loro mi stanno sul cazzo in una maniera devastante. Siamo, penso, Tutti nella un po' stessa tutti opinione. d'accordo da questo punto di Io vista. sono d'accordo sulla parte del cagare. Sì, tranquillo. Ma un'altra domanda, però un po' più generale, che non ha a che fare con i dolmen, cioè, secondo voi, tra 20 anni, i bambini, o in generale chi vorrà iniziare a fare musica, cosa farà? Ah, bella domanda questa. Diciamo che per me l'ascolto della musica, il suonare ha degli andamenti ciclici, no? Probabilmente, non so se tra 20 anni o meno, probabilmente comunque in futuro si riascolteranno delle cose, perché si riascolteranno delle cose del passato, bisogna stabilire quale momento storico, Ok, in aspetta, un'altra aspetta, chiave. Pie, perché forse ho malintesa la domanda, però il discorso che fai è interessantissimo perché secondo me è la stessa cosa, cioè la ciclicità della musica, Sì, e me lo fanno dare i revival. sì, ecco. Che praticamente, fra un po' secondo me ritornerà la dubstep, capito? Perché è andata 15 anni fa, 20 anni fa, come piano piano è riandato tutto. Però quello che ti devo dire è proprio come approccerà la musica. Quando mi ho chiesto Ah, prima, a te tuo zio ti ha fatto sentire sì, i vinili sì, o i sì, dischi di una sì, cosa, sì. uno strumento fisico. Al momento la musica è quasi diventata un contorno per Hai contenuti ragione. social. Infatti lui Sì. lo diceva, cioè quasi Esatto, quasi la infatti volevo subisci. ricollegarmi a quello. Cioè io volevo usare il termine subire la musica. Subire in Esatto. che senso? Perché non te la godi più. Io ti Non faccio un sei attivo esempio. poi. Io faccio un esempio. Sotto a casa mia ho la taverna, ho tuttora l'impianto d'ascolto. Cioè un impianto hi-fi, entry level
dell'alta fedeltà, Analogico. ma dove tu ti puoi mettere lì e te lo ascolti E te lo godi. e te certo, lo godi, certo. cioè ti isoli e quindi percepisci tutto. Cioè per me, io sono uno di quelli che da ragazzetto mi sono fatto gli stand, grazie a un vecchio amico, Falegname, gli stand per i diffusori, perché c'è una cultura dietro quello che è certo. l'alta fedeltà, e cercare di capire se in quel momento, quando andavi ad ascoltare quel brano, il ride suonasse più cristallino o meno. Beh, penso che oramai lo sappiate tutto, che tu puoi migliorare questo ascolto, a Certo, prescindere da come è certo. registrato, puoi farlo esaltare ancora di più e c'è tutto uno studio dietro. Ecco, quindi ti godevi l'ascolto, no? E anche l'approccio alla musica. Ora lo subisci, musica dappertutto, ma non l'ascolti. Sei in macchina e ascolti velocemente, è in TV, è la radio, quella. Sui Si social è più sempre che altro. sui social, i Ormai, video mo c'è una vari. clausola, se non sapete, chi firma per le major Mhm. è uscita con Kid Yugi praticamente, Ok. Ah, che praticamente adesso ti fanno mettere una clausola che tu devi fare contenuti che devono andare virali su TikTok e Instagram. ecco. Devi fare dei brani che siano appositamente per quello. Per Madonna. tot di Tot secondi, non secondi, possono certo, durare, e che ne abbiamo devono parlato avere- di queste cose tra di noi. Per quello dico, come inizierà un bambino ad approcciarsi alla musica? Con Allen ne parlavamo, lui diceva ad esempio, appunto, la differenza la fanno i supporti. Sì, Cioè, prima tu supporto, dovevi prendere un CD certo. o un vinile, però noi siamo, diciamo, generazione CD. Sì. Tu hai vissuto magari E un io po' sì, di io più il i vinile, vinili. sì, io il vinile sì, e come? E col CD tu mettevi, spingevi un tasto e poi ti dovevi ascoltare quello. Anzi, vabbè, Sì. no, io perlomeno anche Filippo, tu di che anno sei, Filippo? Io sono del 90, quindi 90, anche le uguale, cassette, 92. Le quindi cassette, infatti stavo per dire quello, le Anche io con le cassette. cassette. Anche tu sei Sì. 95? Sono 95, ma 95. io mi molto salvavo analogici da noi. Eh sì, quindi- ancora sì, noi la nostra infanzia l'abbiamo vissuta in maniera analogica. Sì, sì. io mi salvavo da CD a musicassetta, facevo Cioè, il io contrario. poi quando io Registravo a la Roma c'è musicassetta internet per a 6 sdoppiare. anni, mio fratello ce n'ha 10 di più, quindi c'ha già Emule e Ok. quindi Emule, masterizzavamo Mamma mia, tutto. quanta roba. Che libertà, ragazzi, cioè. E poi vabbè, poi nell'MP3 Certo. sempre un Classico supporto, MP3, capito? esatto. Però adesso ad esempio lo streaming invece ha praticamente tolto l'analogicità Sì. dell'ascoltare musica. Certo. Sì. Cioè io è raro che metto un CD dentro, anche se c'ho tutto, Certo. perché mi viene più comodo, essendo poi magari appunto fruitore estremo, come immagino siate voi, di musica. Sì. Cioè ho bisogno di ascoltare musica, se c'è una cosa facile che me la fa ascoltare in Beh, certo, buona velocizzi, qualità, no? Certo. capito? C'è anche la questione Spotify, Sì, ad quella è esempio, stata un po' una. che lì appunto Lo usiamo un po' tutti, però lo la usiamo qualità. un po' tutti, Mi dispiace, però è ma uno schifo. Uno il schifo la caro qualità. vecchio vinile. Adesso quello l'hanno che tira migliorato fuori. però, Sì, eh. però. Adesso No, a hanno me fa messo- sempre cagare. Beh, il nostro brano diciamo che ascoltatelo dal vivo. Certo, O nell'album sicuramente, quando uscirà. quello sicuramente. Se volete per no, ora, comprate o comunque Certo, certo. cioè, Sì, capito? sì, sì, Voi sì. avete CD, avete fatto Sì, la sì, sì, distribuzione sì, in sì, fatto CD. di sì, CD. sì. Il prossimo lo fate sempre in CD? Il prossimo speriamo un attimino arriva il di- vinile. Qualche vinile Spero speriamo il di vinile. Arriva il In fare. realtà anche per Io i vi 5 consiglio anni. solo vinile, ad esempio. Dipende da se Per un lo facciamo discorso di uscire con ciclicità etichetta. Sì, di anche. ciclicità, Nel senso che ci secondo me sta. adesso piano piano tornerà quasi esclusivamente Sta tornando. in vinile. È già tornato. Già tornato. Io ho amici che appunto che hanno questa bella tradizione che si regalano per appunto non rompersi il cazzo adesso che è periodo natalizio. Ah, vedi, si regalano i dischi. I vinili. Ai vinili, Sì, lo guarda che facciamo anche bello. noi. Sì, Capito? sì. Tu vai Bello, sul bello, ci sicuro, sta. che piace, non A piace. me una mia sbaglia. amica mi ha regalato per Natale, cioè un anno abbiamo proprio fatto questa cosa qua di scambiarci i vinili per Natale e lei mi ha regalato Viaggio senza vento dei Timoria, Ah, che è un disco Eh beh, per me bellissimo. vabbè. E io le ho dato invece Macista contro tutti, mi pare Ma- fosse, dei No. CCCP, è un Ah. secondo... Ma- No, non è Macista contro tutti, scusami. ma siamo sicuri? No, Macista contro tutti è dei CSI ed è, è il primo CSI, disco live. No, è E che cosa c'è, scusa? Perché io Allora, gli Macista album- contro tutti è CSI, è il primo live dei CSI dove fanno intero in live, non intero, però qualche brano dei CCCP, perché No, non hanno appena fatto ok, il passaggio il da passo. CSI, però stavano ancora, come si Con la dice? fase di transizione. Esatto, stavano ancora portando etica, etnica, epica Fatos in live. E in più è un grande live perché non sono solo CSI, ma è tutta quanta la prima formazione dei dischi del Mulo barra consorzio produttori indipendenti. sì. Quindi aveva Yus Mamo e Disciplinata all'interno. Minchia. Quindi tanta roba. è un doppio vinile con queste Io CSI, due a band. parte appunto, ho ascoltato sempre tutti i brani
e poi macchina no, Cosa? Tavola rasa elettrificata. Tavola rasa Mamma mia, elettrificata, spettacolare. quello appunto ho ascoltato 6 miliardi di È volte. un bel disco. Quello anche Io ce l'ho suona- firmato da Gianni quello. Cazzo. Per E Gianni. appunto abbiamo aperto, voi siete andati quando sono venuti a Alghero i CCCP? Io sono no, andato, io ero Tu sotto no, palco. Io tu non eri ce l'ho sotto fatta. Io non palco. c'ero, ero fuori. Eri fuori. Ahimè. Io ero sotto palco. Io pensate ero lì ad Alghero, non ci sono andato proprio perché per me dargli tutti quei soldi mi dava. Ah, Ho ok, l'hai preferito visto come darle a Elio le un'operazione storiette commerciale. che è stato un gran concerto. Vabbè, Elio, ragazzi, Elio l'ho visto tante volte. penso che Soprattutto io poi- l'ho visto sempre gratis, tra l'altro. Ah, Vari sì. capodanni perché Sì, vengono sì, sempre. sì. No, ma glielo dati ben No, volentieri. io Vabbè, CCCP io sono andato proprio per una cosa Io di sono re, patito, cazzo. Io sono patito, Lo so. proprio per quello ho detto 45 euro. Alla fine mi sono pentito perché c'erano tutti gli amici miei che mi hanno tutti chiamato di dove cazzo sei? Io gli ho detto no, sto sì, ad Alghero, in un campeggio. a farmi i Sì, cazzi miei con- ma sai cosa? Cioè, questi qua comunque erano dei scappati di casa che facevano questi Ho live capito, qua da ma due mi soldi davanti a nessuno a Bologna. Ho capito, però sono Gratis. passati 40 anni. Infatti io ho detto, perché tutti Ma non quelli riesco- della generazione di Pietro me ne parlano come se fosse... Perché all'epoca era una cosa spettacolare. infatti volevo assistere a questo spettacolo. Ma non era la stessa cosa secondo me. infatti anche secondo me non è la stessa cosa. No, ci sta appunto, tu sei andato, sarei potuto andare anche io. ti Cioè, c'è ripeto. gente che vuole il milione e si Cioè, prende il gratta e guarda, io ho vinci detto- per io ho vincere detto- 10 euro. Io dopo non esserci andato mi sono pentito, tra virgolette, perché ho detto era un momento per rivedere tanti amici in Sardegna Certo. che cioè, almeno 10 anni fa, 15 anni fa capitava sempre. Alla fine andavi ai concerti grossi che facevano a Chiesi, Sì, adesso sì, molto sì, più sì, raramente, sì. soprattutto perché quelli li facevano in primavera, Sì. d'inverno, non d'estate, quindi ti beccavi con tutti i sardi che dici a quei Facevi concerti ci comunella. vanno. Quindi sarei andato per quello, però poi ti ripeto, 45 Erano euro, tanti, per vedere una cosa che secondo me è un'illusione, perché io sarei voluto stare ai tempi in Beh, cui guarda, certo. succedeva Ce ne quella sarebbe da cosa. raccontare. Io i CCCP E- non li avevo mai visti live, Ma ok, nel capito. passato, però Però io sono di quelli che me li cazzo. sono vissuti in diretta, andavano in TV, alla Rai. Cioè i CCCP alla Rai strepitosi, perché vedere tutto quello che Incredibile. loro facevano. Ma io che sono del 73 mi ricordo di programmi in bianco e nero, non sto scherzando, in bianco e nero dove il prog la faceva da padrone insieme al bel canto. Vabbè, allora secondo Cioè me le orme viste così No. che poi mi sono ricordato di una cosa. le orme, vabbè, Lo ma dico dai. a loro due perché parlavamo di Migliori al Battiato. mondo, regà. Battiato. Mi sono ricordato che io ho vissuto in Sicilia e mio padre e mia madre mi portarono a un concerto di Battiato, ma io non me lo ricordavo. Cioè, per Io pure dire. sono andato a un concerto Quindi di Red abituato Hot e non mi bene, ricordo. ma non me lo ricordavo. Piccolissimo. Non me lo solo ricordavo. perché è piccolo. Piccolissimo, no? sono Ok. addormentato. Io sono andato a un concerto di Tarzana con Parodi e non me lo ricordo. Ah, sì? Figurati. Bello, questo Per era un dirti. tema. Concerti a cui sei andato in cui non ti ricordi. Non sì. mi ricordi, cioè, era troppo piccolo. Io ho convinto una persona che è Giulia, la regia, di essere stata a un concerto perché io ero convinto che lei c'era, che eravamo andati insieme. E poi non avevamo incontrato persone, poi per anni, persone che erano con me in quel concerto. Io ho detto, ma come c'erano queste persone? Non te le ricordi? No. Lei, no, ma c'erano. Fidati. Incontriamo quelle persone che mi fanno familiari da solo. E lei, tipo, gli ho fatto Stavi rimuovere. sognando. Ti ho fatto rimuovere, mi ha detto, ma con chi eri? No, guarda, ero talmente tanto vicino a te che ho sentito la tua presenza e il ricordo Giulia. è mutato come se ci fossi. Merda. Real shit. No, cazzo. comunque stavamo parlando invece del progressive. No, Progressive. proprio di- il progressive secondo me dopo gli anni 20, anni 30, che comunque l'Italia ha sempre fatto da padrone nella musica Sì, sì, sì. fino alla seconda guerra mondiale, Sì. però poi c'è stato un Appiattimento. appiattimento, Sì. anni 50, anni 60. 50 erano gli anni degli però operatori. poi anni 60 col progressive noi secondo Caspita. me cioè nella storia moderna della musica col progressive noi Francia e Inghilterra Mhm. eravamo i migliori al assolutamente mondo sì, 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 e sì. c'avevamo della roba con Demetrio Stratos. Beh, lui cioè, inarrivabile. poi appunto le orme citate prima da Pietro, Le orme. i Goblin, I Goblin, la PFM. La PFM ancora, cioè che Balletto la di bronzo. No, ma che poi ci sono Branco delle del band. Banco del Mutuo Soccorso. Ma ci sono delle band, io mi ricordo di Per dire scusa, no, per finire solo una cosa, per dire che all'estero lo sapevano. Sì che lo In Italia sapevano. non se ne fregava un cazzo a nessuno. No, io Non mi fregava ricordo di niente a Castrocaro, nessuno. sai, un tempo andavo Sì. a Castrocaro. Beh, sì, sì. Hanno suonato, guarda, ho ritrovato un video l'altro ieri di questa band, erano in tre, tastierista, batterista e bassista. Non mi ricordo il nome, non mi sovviene ora, erano devastanti, erano in tre, facevano delle cose strepitose e erano live al Castrocaro. La Italiani? gente era italiane. Aspetta, io forse me li ricordo. E in pratica la gente era andata per loro, cioè c'era il bel canto. Quanto tempo fa?
Una band progressive degli anni 73, 70, Ah, 1973, che Poi io c'ho avevo rivisto presente poi loro, dopo. che avevano musicato il Vangelo di... non mi ricordo chi, cazzo. Forse sì. però Avevano musicato il cioè, Vangelo, un passo del Vangelo avevano Minchia. no, ma musicato. ti rendi ma conto? forse- Cioè, capisci? La forse gente ho andava a capito, ascoltare queste cose, sì, ascoltava il bel canto, però poi volevano questo. Sì, sì, sì. Perché noi eravamo i più rock. Ah, tu hai citato prima la Francia, anche Germania l'Inghilterra. e l'Inghilterra. Vabbè, la I Francia pre- aveva i Magma, che erano però sai fortissimi. cos'è? I più rock, secondo me, è sempre stata l'Italia. Cioè, la Francia hanno poi piano piano sempre strizzato di più alla parte più tipo, elettronica, no? Sì, A ma quello perché che era sono più molto più vicini alla tastieristica, più Germania, vicino alla giustamente. Germania. Quello è vero, quello è Cioè, vero. noi siamo sempre stati più Beh, rock. abbiamo avuto una tradizione anche cantautorale che Sì, stava da quella assolutamente parte. Sì, 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 sì. Tutta la scuola ligure caspita. e tutta quella romana, Eh. che comunque... Sì, sì, assolutamente. Caspita. E allora, aspettate un Bellissimo. attimo, voi continuate se non vi affumicate troppo. Forse mi sto affumicando, aspetta. Vedi, Sì, anche se voi quando mettete siamo là. andati in Liguria per il concerto con i Necrodeath, abbiamo sventolato sta bandiera dei quattro mori. Noi. Ah, Abbiamo sventolato la bandiera dei quattro Avete fatto mori, però gli bene. abbiamo detto noi non la portiamo, cioè l'abbiamo portata perché comunque c'è un bel legame con la Liguria. Sì, è vero. Anche perché comunque abbiamo il buon Fabrizio De André, faccia l'anima sua, che vabbè, lui con la sardo Sardegna ha ligure. avuto... Sardo ligure. Capito? Cioè, Sardo di adozione. è sardo d'adozione. Non so quanta vita poi abbia fatto poi alla fine. Una Beh, ventina quando ci d'anni l'ha fatto. passava... Una ventina d'anni, perché comunque il rapimento era negli anni nel 70, Sì. non mi ricordo quando, 70. Beh, quando non mi poi... ricordo, Vabbè, lui aveva 80, il suo adesso mi ricordo. agriturismo. All'Agnata, che all'Agnata. All'Agnata è sempre stato Io per sono lui. stato era tantissime volte bellissimo. lì Sì. perché ci ho lavorato col Time in Jazz. Ah, ecco, ok. Ah, ok. Ho assistito a cose incredibili lì. Eh, Voi siete mai stati? sì, Io all'Agnata io no. no. Purtroppo no, All'Agnata però no. vorrei È uno di quei farlo posti un- che mi piacerebbe visitare, ma con le persone giuste al momento giusto. Allora, sai. io ci ho visto tanti concerti perché al punto facevano il Time in Jazz e ogni anno fa il concerto dedicato a De André Sì. all'Agnata. Mm. Quindi ci ho visto tantissimi artisti che hanno fatto lì. Lì che Morgan, Ornella Vanoni sono andati, se non sbaglio. Morgan, Daniele Silvestri. Silvestri. Che comunque artisti di un certo spessore. Poi adesso... Silvestri, lo dico, era embriachissimo. Perché veramente sicuramente tu c'era pensa? Cristiano che l'hanno fatto imbriagare in una maniera impressionante. Infatti, si è scusato. Ha detto: guardate, farò pochissimi pezzi di André perché non posso disonorare De André Certo. da ubriaco. Quindi è stato onesto. Quindi per quello l'ho apprezzato. Ah, certo. Però per il resto ha fatto un po' schifo. Vabbè. C'era in mente Cristiano De André per terra, imbriaco pure lui, che giocava coi cani. Immaginate 600-700 persone vedete sta e lui scena? per terra che giocava coi cani. Silvestri che Meraviglioso. si scusa ogni 3 secondi. Tu pensa, Silvestri era imbriaco, Morgan manco con la scusa. infatti. Quindi- Morgan non c'ero. No, manco io. Mannaggia, maledetti cantautori. Poi loro sono i cantautori moderni, in teoria dovrebbero portare avanti la scuola, Ma invece col si cazzo, fanno... col cazzo. A me Morgan è la verità. Ah. Alla regia vuole il vino. Facciamo un brindisi alla regia, per favore. Un brindisi alla regia! Io non ho il vino, ma dammene poco perché sennò Riempite poi il dormo boccale alla lì regia. in mezzo al ruscello, probabilmente mi Vabbè, faccio guarda che l'acqua trasportare. fresca ti fa riprendere in un attimo. Ma sai cos'è? L'uscita che mi Entra preoccupa. nella videocamera. È uscito pure il sole. È uscito pure il sole. Sì, come temperatura. Poi, allora, mo vi taglio un altro po' di orborinato comunque. Vai. No, io sono già a posto. No, non è a Ah, posto. cosa? Perché stanno altri 3 kg di roba. No, scherzo, fate come Alla volete. vostra. Salute. Saluta la regia. Alla Regia, Giulia. alla regia. Che se no poi Giulia, bravo, nome bravo. che domina. Uomini, esatto. No, perché abbiamo detto che la regia è Giulia, la mia ragazza è Giulia, la moglie di Pietro è Giulia, quindi insomma. Daniele no, invece. No, la mia Daniele è Melania, quindi Melania, va benissimo va così. bene lo stesso. Ma la ribattezzeremo? No, tranquillo, se no poi è un Giulia casino. Giulia Melania. No, è un casino, Melania perché Giulia. poi in momenti intimi se mi viene a chiamare la Giulia è un casino, ragazzi. Sì. Abbiate pazienza, cioè nessuno vuole essere chiamato con un nome sbagliato. E lei mai ti dice, ma capitato? chi Che è mai Giulia? E capitato? tu dici, no, Ci scusi. sarebbe una rubrica che se vogliamo, visto che voi siete persone che magari ve la sentite, ma Vai, c'è una vai. rubrica nel Sardinia Music Podcast che è musica e sesso. Ok? Ci sono Ah. alcune domande che parlano della sfera intima, che secondo me non dovrebbe essere un tabù. No, Però per molte tabù no. persone lo è. Si potrebbe anche partecipare. Faccio nel delle senso, domande. Potremmo faccio farci una delle chiacchierata. domande. da Faccio questo delle punto. domande solo. Allora, una domanda, chi vuole risponda. La domanda è questa: qual è secondo voi il miglior album per fare l'amore? Ce l'ho. Cazzo, un casino. Tutti gli album di Sade. Ah sì? Tutti gli album di Sade. Chi era con di Shade? Chi è Shade Speltaccio? Sade Adu.
Sade. Non per fare... Lo sai che mi ha messo in difficoltà? Sade. Perché qua Ma i primi subentra due un discorso un po' lungo. Del tutto, però tutti. Tutti gli album di Sade Tutti, quello dice tutti, Pietro. tutti. Allora Filippo ci sta pensando. Sto anche pensando io, perché no, dipende da che tipo d'amore devo fare, capito? Certo, ci mancherebbe. Però un dico casino, io perché- a prescindere. Io vi dico C'è un Valerio problema, e capito? non lo batterà nessuno. Però quelli di Sade non li conosco, i primi. Vabbè, Io però riesco effettivamente per fare- sì. Guarda. Sai cos'è? Dipende sempre dal gusto della tua partner. Perché se tu devi fare l'amore alla tua partner e quella musica anche che metti quello tu è non vero. gli piace, che serata passi? Ok, io ripeto che quello che sostengo io va bene a prescindere, che è Mezze Nine dei Massive Attack. Oh, comunque. Che è bellissimo. BPM perfetti, atmosfera, Bellissimo, arrangiamenti che hanno proprio una progressione che ragazzi consiglio a tutti, No, ma ma secondo me io- l'hanno fatto apposta. ma io l'ho no, visto- boh. Noi l'abbiamo visto poi live il trentennale a Roma E avete con scopato tutti i lì. Massive Attack. Non si dice. Non abbiamo potuto King farlo in e quel Queen momento. del palco. Se ci avessi Non avuto ce la ne frega VIP, niente. ma non c'era. No, Massive Attack poi se non siete andati a vedere mai un concerto è una cosa incredibile. Massive Attack Cioè, fanno tanta delle cose roba. che piazzano pareti, dei visual Sì. e nel mentre ti distruggono il cervello mentre suonano, ma te lo distruggono. Guarda, al concerto del trentennale di Mezze Nine fecero sta cosa. Tre palazzine, al chiuso però, tre però palazzine di Tutti schermi. gli schermi. E appena iniziato il concerto hanno solo sparato bianco-nero da sti schermi per 3 minuti. Bianco-nero, 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 ci sono bianco-nero, i bianco-nero, filmati, bianco-nero, Minchia, bianco-nero. Ci sono i filmati. A un sì. certo punto tu te vedi che quando ha iniziato il concerto vedevi solo bianco-nero. Cioè c'avevi come se avessi l'hanno l'effetto da studiato. discoteca. Sì. Una cosa incredibile, tu ti sei fatto tutto il concerto in bianco-nero, bianco-nero, Aiuto. perché ti faceva questo effetto qui incredibile. Mica Nel mentre bellissimo. tra un pezzo e l'altro mettevano bombardamenti, roba de appunto Stile Pink Floyd, contemporanea, una cosa incredibile, guarda, raga. Bellissimo. Figo. Oh, non lo so. Non lo so, tu Daniele, io non ce l'ho. Guarda, io non perché faccio a Giulia quello che testo. metto io non gli piace. No, io lo faccio quindi- testo perché a me capita, sai, è una cosa che capita. Non è che nel senso non vado un attimino e dico, adesso vado a mettere la musichetta. Quello che c'è nel momento metto. A me è capitato. Spontaneo. A me è capitato anche con la sigla dei Simpson. Che cazzo ti devo dire? Cioè, nel senso. Perché in quel momento stavate Perché in quel momento era scaduto nel portafoglio. C'era i Simpson, tu immagina, ti inizi Ho a capito, poi fare. ti ho chiesto qual è secondo te qualcosa adatto a fare. I Simpson. Ah, no, i Simpson magari no, ecco, perché con tutto il bene che voglio a Tonino a colla, magari no, dai. ecco. Però, potrebbe essere un qualsiasi album strumentale bello, cioè. Pink Floyd. No, Pink Floyd no, vedi, No. per esempio, no, io allora non guarda, no, non più purtroppo, no. Ho sviluppato un fastidio verso i Pink Floyd, ma Addirittura. in questi ultimi 3 anni, Per quale motivo? non lo so neanche io, mi danno fastidio quando li ascolto, non Qual lo è so neanche cosa io. che ti dà fastidio? No, in generale, proprio appena sento le loro note. Appena sento i bending di David Gilmour, Gilmour. che io li amavo, io non so cosa è Vabbè, successo. strana Li sto sta cosa, detestando. ragazzi. Non lo Voi so. avete qualche interpretazione? Non lo so, devo andare da uno bravo. Pietro? Uno bravo. Sì. Non lo so, infatti, probabilmente deve andare da qualcuno bravo. Sì, no, cioè io amavo i Pink Floyd, cioè porco Giuda, mi dà un fastidio che non riesco più a ascoltarli. Sarà che sono saturo? Non lo so. Sono saturo. Può succedere. Può Sicuramente. darsi. Voi siete saturi di qualche gruppo? Vediamo un po' qualche gruppo Io che avete sì, ascoltato i Dream miliardi. Theater. I Dream Theater. Ma i Sì. Dream Theater, cazzo. Allora, sono saturo perché li ho ascoltati talmente tanto. Tant'è che li ho visti anche live, va bene. E tutti adesso mi fameranno e mica ascolta i Dream Theater. No, no, beh, no. Però comunque Ok. hanno segnato per me formazione nel mio musicale. periodo musicale, sì. Poi magari passi un periodo, no, che ascolti il gruppo, passa tipo un anno, dici, sai che c'è, mi ascolto sì. quel CD che avevo, dico. Sì. Ci E ti riscopri ripiace. qualcosa. E poi lo riascolti sempre di nuovo dopo. Poi in questo anni. incide magari Questa cosa anche con i Dream Theater non succede. gli anni. Lo so, infatti Gli anni, sapevo che saresti arrivato a questa conclusione. Infatti, vedi, ad esempio, i Dream Theater, band che ho ascoltato tantissimo, che ho visto live diverse volte, non mi ci bombardo. No, nemmeno I Dream Però- Theater secondo me sono estremamente tecnici. Perché è tutta tecnica. No, sono un'estrema rottura di cazzo. È tutta tecnica oramai. Stavo aspettando proprio questa È affermazione. tutta tecnica. Il batterista ci è sta, barba e guarda. muscoli che escono sempre di più a Petrucci. Cioè, sta diventando un Ma osso. io per assurdo li vidi con Mangini. Ah, l'hai visti live quindi? Sì. Sì. Pensa, Li ho visti con Mangini, non con Portnoy, quindi. Io ho visto quello con l'altro. E avrei preferito vederli con Portnoy.
Ok, abbiamo fatto una pausa, stiamo parlando di musica e sesso. Io la mia risposta te l'ho data. Lui l'ha data, è convincente, mi ha convinto anche Oh. prima fuori cam, è molto interessante. Mentre Filippo ci ha pensato e ancora non è arrivato No, alla conclusione. ripeto, è che non ho un brano un po' come Daniele, cioè dipende sempre dalla situazione in cui Aggiungo mi trovo. rinfresco. Grazie. Cioè non vado a mettere un brano per fare l'amore. Certo. Faccio l'amore sempre, la musica è la musica. Faccio Ma l'amore lui non ti ha sempre. chiesto che lo T'ha devi chiesto mettere. quello. No, lo so, però non lo so. Capito? Lui ce l'ha, a prescindere qualcosa che dice cazzo. Io metterei musica spinta, ma non lo posso Spinta, dire. Quindi punk hardcore. No, In negazione. Negazione. Però l'epoca NF. In erorgasmo, se no. Con le L'erogato falle è interessante. In Abat mettiamo. In Abat non Non ho minimamente Dipende, idea di che cosa dipende. potervi dire, sinceramente. Non ce l'ho. Ok, Mi ok. dispiace. No, vabbè. Abbiamo concluso la rubrica musica e sesso. A posto. Come iniziata è finita. No, invece il miglior artista sardo di tutti i tempi, secondo voi? Per me sono tanti da che si potrebbero dire. Puoi dire appunto anche epoche, nel senso prima, dopo. Posso dire, guarda, io ti dico, ma ha segnato. E Chi? ci tengo. Maria Carta. Beh, ci mancherebbe Maria pure. Carta. Boh, Pure secondo me. fine. Tanti, poi con della gente potrei anche menzionare gente che magari, cioè gruppi o artisti che sono meno conosciuti. Certo. Cioè però che hanno lasciato il segno, ad esempio i Kenzeneke beh. hanno lasciato il segno e io beh. ci ho condiviso il palco tante volte con i Kenzeneke. Sì, concerti insieme, quindi abbiamo suonato in varie occasioni. minchia. Per dirti una grande band che ha fatto tanto per la musica in Sardegna, Beh, ha fatto la al di storia, là comunque. del mare, però Maria Carta è diciamo la massima rappresentazione insieme un po', fammi dire, a Parodi, perché Parodi la sua voce qua là, però sai, Parodi era Parodi e anche il suo gruppo, diciamo, Età Zenda, ma anche se ha fatto parte di altro ben Certo, prima. certo. Però Maria Carta. Maria Carta. Sì. Io lo stesso Canzenecche, perché quando suonavo coi Full Room eravamo molto, ascoltavamo molto Influenzati. i Canzenecche, influenzati da loro, sì. E quindi facevamo anche qualche cover con gli Americanos, Entula, Entula, non si può non classici, fare, ragazzi, credo che sia un fai. inno E rivoluzionario. quindi cioè- diciamo che non ho un artista preferito, però come influenza sul mio percorso musicale Mettiti nel qua, tempo i mettiti Canzenecche sono stati, diciamo, ma aspetta, perché adesso. diciamo, oggi siamo sfigati col fumo, va. No, adesso perché ho alzato la fiamma. Non caderci, che ci servi. No, perché ha preso fuoco il legno qua. No, buttalo dentro. Sì, è vero, ho preso- Tutto. guarda, Minchia, non che tutto, sfiga. non Guarda tutto. come Sono fumeggia due. lo stronzo. Quella. Ma Giulia, tu non dici niente, regia. Sta prendendo a fuoco. La regia si sta divertendo in questo momento a vedere queste scene perché sa benissimo che in fase di montaggio. No, sono io che faccio il montaggio. Ah, lo fai tu il montaggio? Giulia è solo la regia alle camere. Che comunque va fatta. A posto. Tanto io Lì. non brucio. Adesso esplode. Questo No. è tipo Molotov, ragazzi. Esatto. Bello. Beh, stiamo parlando di rivoluzione, dai. Esatto, è Entura. Quindi. Esatto. Entula, mi sta entulando in faccia aver fatto il fumo la prima. Grazie a Canzenecchi. Siamo sconvolti a gratis. Non è che siete voi, raga, perché Vai. qualcun altro non l'avrebbe presa così bene. Ma Ma figurati, ma che? maledetti borghesi. Maledetti Esatto. portoghesi. Questo è ancora qui in mezzo. Ah no, questo non sta prendendo fuoco. Guarda, io ieri sera a casa ho arrostito. Sono no, voluto certo, anche ieri certo. sera il fumo. Una doccia e via. Il problema c'è. No, meno male appunto è buon fumo, buon fumo. Comunque stiamo dicendo invece Daniele, Porco Giuda, per me è un casino. Per me quello sono- Maria Carta secondo me appunto per fare proprio discorso, secondo me metto 3 persone. Maria Carta è la mamma di tutto. Cioè, Ragazzi, Cazzo, un è un artista casino. con quella personalità, con quella voce, con quell'impegno sociale soprattutto. Infatti. Maria Carta era anche stata attrice anche. Sì. Quindi, Stata- sì, immaginate. E che attrice. Sì, era nel Padrino 2 di Coppola. Beh, ha partecipato anche. Ha partecipato al Padrino 2. Lei è la mamma di Vito Corleone da Non ci ho bambino. mai fatto Quello che caso. dice No. scappa figlio, che Ah. prende il colpo di lupara nel petto. E Cazzo, lei, non ci avevo fatto caso quando l'ho visto. e lei No, non avevo mai fatto scelta caso. da Coppola.
Vestiva una donna mediterranea, Maria Carta. All'epoca Era era la piena sotto RCA rappresentazione. alla Rai. Puoi immaginare. Lei Ci ha ho mai fatto entrare fatto Piero caso. Marras in Rai con Di Leo tu Maria. Di Leo tu. Una serata in rima. Di Leo tu Maria. Sì, Quindi, direi Quindi che Maria Carta. Maria Carta assolutamente, e Andrea Parodi Parodi. e Francesco Pilu. Cioè, se pensi alla musica sarda non puoi non pensare a loro. Con tutto il bene che vuole Kenzenek e con tutto quello che hanno fatto Sì. a livello di impegno politico nel combat rock, eh, però se pensi a una cosa che unisce la Sardegna tutta è la voce di Maria Carta, la voce di Andrea Parodi, Certo. la voce di Francesco Pilu, che non era una voce tecnica, era una voce però che tu assolutamente assecondi allo strumento sardo. Lui ha proprio la voce da strumento. Cioè Era un proprio... proiettile, non era un... Sì, è vero, un proiettile, bellissimo. Vabbè, comunque, in Francesco questo caso fortissimo. direi anche De André, ragazzi, perché De André per la quanto non poesia, è sì. sulla poesia Vabbè, della De André secondo Sardegna, me è della Gallura in sé. il miglior cantautore o tra i migliori cantautori del mondo, quindi. Bella. Aspetta, Daniele, Io t'ammazzo. Scusa. mi sta arrivando tutto addosso, porco Dio. Sono il fuoco incrociato, io v'ammazzo. E invece, tornando alla Sardegna, che ne pensate di Salmo? Vabbè, Non lo inserite che cosa tra- dobbiamo dire in questi Non lo casi? inserite tra gli artisti? Beh, se tu vuoi parlare di artisti No. odierni, no, non c'entrerebbero No. niente con artisti sardi. che Quindi non abbia intende- dato lustro alla terra, quindi alla regione, cioè al pop. Sì, A livello perché- artistico, certo, sì, questo non gli perché possiamo dire comunque, nulla, cioè ci mancherebbe. quando Vabbè, è ma io per iniziato- artista sardo intendo che un artista sardo, in generale, non per forza che abbia fatto qualcosa. ok, certo, ok, certo, vabbè, certo, sì, magari quella me l'ho punto di spiegato vista male sì. io. No, 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 Io intendo no, sempre quando il miglior artista sardo di sempre, e per quello comunque per me Maria Carta rimane, Sì, perlomeno per il passato, la migliore di sempre. Certo. E per quel motivo là che ha portato bene o male la Sardegna dei posti, o comunque ha spaccato, ed era una Però- personalità che a livello nazionale e internazionale faceva, cioè noi in Sardegna abbiamo avuto tantissime personalità sia nella musica che in altri ambiti, da Certo. quello politico, Sì. basta Sì, sì, pensare sì. a Berlinguer. caspita. Di conseguenza, secondo me, appunto, fare una lista di queste persone è difficile. Difficile, sì. Sì, esatto. Perché ha dato Natali a parecchi, no? In, Quindi... in questo senso, cominciare appunto a vedere chi è, secondo me, Salmo è uno che nella nostra contemporaneità è a livelli, secondo me, di Maria Carta, da un certo punto di vista. Perché dal punto di vista per alcuni aspetti è il migliore in Italia. Cioè dal Beh. punto di vista della performance all'interno del mainstream, ovviamente. Vabbè, lui si è buttato anche sul cinema, quindi anche se tu la vuoi mettere in quel È senso, una persona, la puoi... è una persona, non volevo Cinema ho esagerato, sì, non però. volevo considerare, vabbè, ha lavorato, quindi comunque un merito ce l'ha su quello. Esatto. Io non l'ho viste le robe che ha fatto, però Io sì. sicuramente un merito ce l'ha. Poi magari appunto Alessandro Borghi amico suo, quindi sì, comunque sì, una sì, persona che secondo me, io poi appunto l'ho conosciuto ai tempi dei Scasico to the Gain, e di conseguenza so che persona è, comunque è sempre stata una persona estremamente umile da quel punto di vista. Sì, sì, Quindi, c'ho degli cioè, aneddoti simpatici. ma pure No, io, proprio pure simpatici io. su di lui. Volendo li Vabbè, raccontiamo. ma no. Comunque- No, simpatici nel senso positivo, perché Sì, quando lui è positivi, iniziato, positivi. perché quando tu hai citato, non mi ricordo se in quel Scasico, momento erano no. come Scasico tu e Gain, che c'era Toreddo, la batteria che Eh suonava certo, come Toreddo. ragazzino. Salutiamo Tore! Tore sempre, sempre, Toreddo, ragazzi. Guardate. Toretto number one. A noi ci ha fatto da padre, Tore, ti giuro. Ha fatto tutti da padre, Toretto. Sì, ma noi venivamo dai paesi, ragazzi. Noi immaginate andavamo a fare serate al Devil Kiss ai tempi dei Third Game. Venivamo in 50 dai paesi. Al Devil non c'entravamo finché non iniziava il concerto. Vabbè. Stavamo solo sulla Conad, ci bevevamo tutto quel poco che riusciamo a accumulare da Aerospin e roba varia. Entravamo dentro, facciamo un bordello della Madonna. E via. E poi la mattina, cioè, Tore ci offriva il caffè. Nonostante non spendevamo ovviamente un euro al Devil perché non ce l'avevamo, Tore ci offriva il caffè. Nonostante poi succedeva sempre un casino e che voi 50 persone che vengono da vari paesi intorno a Sassari, Berchida, Budoni, cioè, capito? Tore veniva e mi faceva: Emilia, ti scongiuro, oggi non mi fa venire la polizia perché ci vedeva in trumone che arrivavamo, ma guarda, eravamo solamente ai portici da Conad. E dicevo: no, non ti preoccupare, già lo sai che siamo tranquilli,
puntualmente succedeva qualcosa, perché già ai tempi nostri il Devil Kiss era magari un posto di passaggio per chi andava in discoteca. Sì. Quindi c'era sta fauna che si scontrava, i punk che venivano dal paese senza una lira, e poi invece quelli un po' fighettini che invece andavano magari al pasciare. Esatto. E molto spesso questa cosa creava appunto un po' di tensione. Per Comunque sì. Tore, Tore- grandi- Comunque esempio, tu con Salmo hai detto una cosa importante, sì, io lo sai perché ti dico questo, perché lui dà lustro, perché viene da qui, no? Però per fare un esempio, ecco perché poi ho citato, anche perché ancora ha tanto da dimostrare, giustamente, cioè da tempo che fa musica, quindi tanto di cappello, perché ripeto è in gamba, però sai, Maria Carta, Parodi e quant'altro, e loro erano strettamente legati al discorso lato artistico Sardegna, il cantato in Assolutamente limba, sì. quant'altro. Maurizio questo Viene da un non lo sta contesto- facendo, però viene da un altro contesto, diverso. quindi Sì. però porta avanti i valori, cioè anche Esatto. quando ha fatto i primi brani insieme agli altri, a Marcello, agli altri, a Nitro, cioè che ha tirato fuori, che questa parla è della la propria Macete. serie, con la, appunto Macete, cioè con la Era un Macete, collettivo. ecco, quello è un collettivo, Esatto. lì era ancora più rappresentativo. Secondo me sì, Ecco, secondo me lì era sì. più rappresentativo di ora, per ora deve mantenere alto un livello che non è indifferente. Però cioè. io mi sono accorto Però- dell'importanza sua nel Mhm. momento, vabbè, sempre stimato, bla bla bla. Però quando a un certo punto anch'io ho lavorato fuori Mhm. come te, Pietro, e facevo avanti e indietro, Sì. quando dei ragazzini che avevano ormai 25 È quello anni, che vivo io. calabresi, Sì. mi dicevano, oh, io, quando dicevo io vengo da Berchidda, sì, Maurizio, ho visto quando sono di Torchino, vedi. guarda, io con Salmo ci sono cresciuto. Vedi. Sì, Cioè, sì. capito? Ti dicono proprio, per me la mia infanzia è legata a Salmo, Certo. uno dalla Calabria. Beh, certo. Di conseguenza, poi, tra l'altro, Salmo, soprattutto nei primi album, quelli che non sono usciti praticamente, quelli che aveva fatto proprio In CD all'inizio, masterizzato. quelli che aveva fatto all'inizio, ma lì parla della realtà di Olbia e la riesce a descrivere Sì. in una maniera che, ragazzi, è bukowskiana, nel senso c'è una penna dietro Ma infatti se lo fortissima merita già tutto, all'inizio. Tutto quello che sta facendo, che ha fatto e sta facendo e farà, se lo merita Se tutto. lo merita tutto. Perché se l'è guadagnato. Sì, E sì. secondo me però ha Solo. anche meno di quello che cioè quello che gli spetterebbe, soprattutto Certo. ad Olbia, Certo. dove Ah, ancora comunque dal punto ad di vista Olbia sarà artistico sempre non così. interessa molto, cioè l'altro è un contorno, appunto, come abbiamo detto, un qualcosa che cover band magari vanno Sì. di più perché è l'estate, Certo. gente che, capito, che ti fa suonare negli yacht, Quella sì, c'è. roba che, cioè, ragazzi, io ho sentito certe richieste che Sì. manco gli schiavi, No, manco gli infatti, schiavi, no. guarda. Cioè, Io guarda, lui che ha fatto tante cose, a me è rimasto sempre impresso quando la Red Bull, si può dire? Vabbè, sì, l'abbiamo detto. Quando la Red Bull l'ha cercato, l'ha portato negli Stati Uniti e gli ha dato 24 ore per tirare fuori un brano e produrlo. Devastante quello che ha fatto, a parte che lui è un polistrumentista. lui nasce Quindi appunto. diciamo non è Lui è un artista, è secondo un me. artista, è un artista. Quindi può È un fare artista tante fortissimo. cose. Ma sai cos'è? È che in base alla domanda tua non voglio metterlo in questa lista dove abbiamo Ci sono stipulato gli gli altri. artisti. No, ma non perché è qualcosa di meno in confronto a Maria Carta o Andrea Parodi. È che semplicemente tu quando pensi alla Sardegna ne pensi anche al collegamento Esatto. stilistico, folcloristico, un qualcosa che lega letteralmente la terra alla sonorità. E la sonorità di Cordas e Cannas, sta azienda Maria un'altra Carta, lo leghi subito al canto tradizionale sardo. Certo. Maurizio, do croce delizia del genere che fa, non puoi per forza di cose legarlo a questa, come dire, a questa estetica, ecco, mettiamola su questo piano. Su questo sono d'accordo. Capito? Questo nulla toglie però all'artista magnifico che perché comunque è un artista che viene dallo stesso contesto perché È quello non che ha- ti dico, il che- contesto lui però lo esprime anche successivamente, purtroppo Certo. o per fortuna per chi la vuole mettere, Olbia è quel contesto lì, dove Sì. non c'è sardità, esatto. dove non c'è perché la tradizione che lui però cerca ogni tanto di tirare fuori. Sì, perché e questo questo è che poteva dare- apprezzabilissimo. Capito Sì. lui, la Sì, tradizione sì, sì. appunto che Olbia era un porto, un Sì, paese sì. di pescatori, dove c'era una tradizione
bellissima tra l'altro, lui cerca di portarla in auge. Assolutamente. Quindi Sì, sì. purtroppo nel mainstream, ti dirò un'altra cosa, lui è riuscito a portare nel mainstream il punk hardcore in Italia, Sì, infatti. grazie alle carie. Beh, Perché le carie se le sono ascoltati tutti. sì. sì. E però quello è punk hardcore sui Dead Gain praticamente. Sì, ha cioè, voluto a ridare un livello, attimo capito? riprendere. Però quella lui l'ha fatto, lui ha fatto tanti traguardi che però passano inosservati secondo me, perché in Sardegna, come per Daniela Pes, come per tanti altri, perché comunque tu parli tra i giovani sardi, non conosce nessuno Maria Carta. Beh, Certo, sì. e qua adesso è al certo. contrario rispetto Capito? a quello che Cioè, abbiamo vissuto noi. Però non so se in altri contesti viene molto più valorizzata la tradizione. Stessa cosa vale anche per gruppi meno duraturi e meno appunto iconoclasti, diciamo, che comunque i giovani sardi non conoscono. Di conseguenza, questa cosa di Salmo invece, appunto, al momento, cioè, ha portato un continuum. Sì, Per Sì, quanto sì, riguarda sì, quello sì. che è l'attaccamento, altrimenti non so chi ci sarebbe di così importante a livello nazionale Allo stato attuale no. Allo stato attuale da farti quello che dire, detiene- cazzo, la gente, va a un concerto di Salmo, la gente dice, mamma mia che stato, sì, sì. capito? Sì, sì, sì. Quindi come succedeva per Maria Carta e per altri grandi, rimane a prescindere, no, cioè appunto sta facendo il tour mondiale adesso. Vabbè. Sì, sì, sì. Mo non è una marchetta a No, Salmo, certo. Beh, ci no, ma è un dato di mancherebbe. No, no, ma è fatto. dato- È semplicemente per Assolutamente. capire anche appunto che secondo me in Sardegna viene sottovalutata Sì, quella sì, che è la sì, produzione artistica e musicale anche a livelli enormi. Cioè anche quando sì. uno spacca di brutto, Sì, alla sì, sì, fine è quasi un contorno. La Sardegna oppure addirittura un handicap. Mentre per tante persone invece, come per voi, secondo me appunto, è quello che fa la differenza. Cioè Sì. nascere in Sardegna, fare musica in Sardegna, stare in Sardegna. Guarda, adesso ti racconto una roba che non sanno in molti perché la sappiamo giustamente le persone coinvolte, però si può rendere pubblica perché è una mega scantonata. Allora, il mio insegnante di canto fu Beppe Dettori. Mm, Beppe Dettori è l'ex vocalist di sì, Tazenda, sì, che no, Domo Mia, tutto quanto conosciuto, il conosciuto. disco, Madre Terra, eccetera. Beppe un giorno, finita la lezione, mi chiese: Ma tu conosci Salmo? Ed era l'epoca di playlist, mi pare. Era appena uscito playlist, quindi puoi immaginare tutta la valanga di cose che erano successe con playlist. Era un successo. E gli faccio, qua, in quel periodo ancora bazzicava molto al Devil. E gli faccio, qua, ogni tanto il sabato lo becco al Devil. E mi fa, ma riesci a farmi avere il suo numero di telefono? Voglio sentirlo perché voglio fargli cantare un brano di Maria Carta. Vedi? Perché voglio fare un disco tributo a Maria Carta. Lui nell'ultimo disco ha Ci messo... arriviamo. Ci arriviamo. E un giorno becco Maurizio. C'ero io con Enzino Di Ciaccio, che con Grande. loro salutiamo Enzo, Salutiamo producer Enzo. anche dei nostri no, dischi. Dolman. Producer Grande. nostro. Non Lui è abbiamo il detto quarto niente di elemento, Enzo eh. Però Monetti. Enzo, vabbè, lo conosciamo. Ci arriviamo. bene, lo conosciamo. E la sera c'era anche Enzo, gli faccio, Mauro, ti devo chiedere un favore. Dimmi tutto. C'è il mio maestro che è Beppe Dettori, vorrebbe il tuo numero di telefono perché vorrebbe chiederti una collaborazione per fare un brano di Maria Carta con te e con lui. Questa cosa non fruttò mai, perché comunque gli diedi il numero di telefono a Beppe, si sentirono, ma era successo di playlist, mi pare, quindi le due cose non cozzavano. combaciato. Beppe è uscito con Raul Moretti, che è un arpista arpa elettrica, suona l'arpa elettrica questo, e lo suona anche per Elisa, per dirti, è l'arpa elettrica di Elisa. Hanno fatto un disco in due, tributo a Maria Carta, riarrangiando i brani di Maria Carta. Minchia, mandamelo poi, Te lo mando, ma anche su tutti i social, i distributori digitali, però te lo vabbè, mando tutto mandami quanto. il link. Poi con Raul si è fatto sempre questo duo, hanno fatto proprio in Cantos de Animas, mi pare l'altro disco di inediti. Per poi venire a sapere l'anno scorso, mi pare, che Maurizio ha inserito Maria Carta All'inizio del nuovo all'inizio di un album. brano. All'inizio proprio del nuovo E album. infatti ho detto, cazzo, ma dimmi tu, che cosa bella questa. Per me è una roba Anche a me bellissima. è stato spettacolare, che comunque come dicevamo prima ha portato un pezzo di Sardegna tradizionale tutto il mondo. Cioè, sì. secondo me per quello è sottostimato Ma da per certi punti di giunta vista. il brano The Island. Quello di Island, Eh. quando io ci uscì non l'ho No, ma le apprezzai. Laoneddas sono le Laoneddas di Francesco Di Filo, ma Francesco. sono le Laoneddas utilizzate nel brano degli Scasico Sì. cantato con In, Francesco.
E te lo lascio sul Quello- look. esatto, che è Non so se- appunto molto simile, diciamo, Sono quelle là al da vostro spese messe Fogulone, lì, perché sono da proprio quel quelle punto lì. di vista. Campionamento, Francisco. Vedi, in un modo o nell'altro, comunque, quello che ti dico io da prima. Per me gli artisti sono Maria Carta, Sì. Francesco e Vuoi Andrea, sentire? perché in un modo o nell'altro gli artisti moderni, quale Maurizio, quali tanti altri, noi non ci vogliamo includere perché ancora non siamo ai livelli di Maurizio. No, Però ovviamente dico, no. Cioè, il bello degli artisti moderni che hanno Certo. quella finestra sul tempo è bello che valorizzino gli Sì. artisti del passato che sono identitari nella Sardegna, perché nel futuro ci saranno altri artisti che andranno a valorizzare Certo. Maurizio, Certo, certo. come Maurizio valorizza Maria Carta, e io questo glielo auguro veramente. Però Maurizio è un artista contemporaneo Sì. e Sì, come sì. tale non... Però sta in giro da parecchio, comunque. Sì, assolutamente, sì, però è sì, comunque sì. contemporaneo, non è... Vedremo cioè- come appunto evolverà la sua carriera poi alla fine. No, ma guarda, per me, guarda, nel senso, Maurizio potrebbe anche concludere adesso la carriera. Lui ha fatto ha lasciato il tantissimo, segno. ha lasciato un segno importante. Sì, io per Fatto. quanto mi Solo che riguarda, per la valutazione storica serve, Certo, serve il certo. tempo della storia. però su quello sono È la d'accordo. storia Secondo che me poi il appunto lui tempo che potrebbe dirà. essere già in pensione, secondo me lo è già. Infatti con Rence quello che ha voluto beh, fare. c'è stato un periodo che lui diceva io non ho più niente da dire. Sì, infatti. Però andato poi un po'- evidentemente in questo periodo di pausa ha Qualcosa, scoperto che sì. no, effettivamente ancora qualcosa ce l'ho da dire. Sì. Quindi non è detto, magari si ribloccherà 10 anni e poi ricomincerà. Ci sta, ognuno ha il Ma suo. esatto, certo. ma cioè, questa è una scelta artistica che Però Maurizio ognuno deve verrà scegliere di sicuramente ulteriormente rivalutato in futuro. Da Sì, tanti artisti. sì, beh, certo. fare. Come tuttora noi ascoltiamo. Magari è proprio questo il CD nuovo di- suono della Sardegna. E noi non... Esatto, Infatti, noi ancora noi non da lo stiamo sardi, apprezzando Come in quel senso. contemporaneo lo Siamo viviamo in legati. una maniera differente da quello che sarà domani. Esatto. Domani magari sarà visto. Beh, comunque lui ha fatto un lavoro dal punto di vista musicale che in Italia non faceva nessuno Sì, all'epoca. ma secondo me è cambiato proprio Ah, il poi genere ha nell'Italia, cambiato. perché Sì, adesso sì. la gente che smette di usare le vocali a fine parola, cioè lui lo faceva, adesso tutti quanti che si dimenticano la È vocale vero, a fine certo. parola. Sì. Cioè tutti quanti Anzi, guarda, ti dirò anche io quasi quasi ogni tanto che Capito, penso, ma perché non ce la metto pure io quando scrivo? Ma poi secondo me Maurizio è stato anche uno di quelli, uno dei, diciamo così, che ha portato la band all'interno del rap, dell'hip hop. Infatti, sì. E questo comunque va detto, perché Assolutamente, in quel periodo... Ha portato la band a livello mainstream perché c'erano Esatto. tanti italiani È vero, sono che d'accordissimo. usano le band. Adesso se tu Esempio, vedi tutti gli artisti pop sì. italiani di adesso hanno la band dietro. oltre ciò che Non so rock- se è grazie a Salmo che è successo No, questo, però è vero, ma secondo è vero, me... è vero. Tu i Colle del Fomento l'hai visto che la band? Assolutamente, li ho visti con sì. la batteria. Grandi, salutiamo la batteria. La che sono- batteria band della Madonna. Tu c'eri a Berkid? Sì, io Mamma c'ero, mia. bellissimo. Sì, la batteria, ragazzi, cioè... Vedi, io ti Che stavo- poi Adversus è tutto è proprio suonato con loro, quindi cioè, mi ha fatto proprio piacere vedere Adversus, i brani di Adversus quantomeno. No, un Quindi, grandissimo album. Sergio Leone e cosa hanno fatto? Aspetta, come si aiuto? Noodles. Noodles, vabbè, sì, mamma Noodles. mia. Musica in quando hanno Noodles. chiuso con coso, però Penso io lavoravo. Sergio Leone. Io sono riuscito a farmi gli ultimi 4-5 pezzi perché ho detto io sto andando. Perché dovevo dare una mano. Fabio No. Cascago il campanile, segue il campanile, ed è uno Uno per lo show, uno tre per tutto quello che me mi fumo. Ah, bellissimo. E Un bambino, vabbè, sono tornato per, bambino. per Bellissimo. concludere, Vai. vi faccio una domanda a testa. Un artista ancora non troppo conosciuto che vorreste invitare qui al Sardinia Music Podcast? Cominciamo da Pietro. mi metti in crisi. Vabbè, quello che ti viene, il primo che ti viene in mente, che dici, vabbè, sì, ci starebbe. Beh, io ti direi Vulture. Sì. Ok, tutti d'accordo a questo punto? No. Vulture Ne Creu. avrei un altro di Vulture gruppo. Creu. I Knowledge Grave. Anche, vedi, mi metti in crisi, Vabbè. però ok, Ce ne sono io ho quello. tantissimi. Guarda, ce ne sono tantissimi, però ovviamente Sì. sono persone che vogliamo bene, che conosciamo e che subentra- hanno delle capacità musicali veramente incredibili. Sì. Vabbè, Quindi certo. Knowledge Grave per me Vale la pena. a livello di ci sta. tipologia E di poi musica persone meravigliose. Sì. quello Quello è importante. ovviamente. Però se tu vuoi parlare di artisti a livello anche musicale, secondo me, per me Knowledge Grave sono una band Sì, che merita bella band, sì, sì. bella band. Anche Daniele è d'accordo, quindi. Assolutamente, sono dei fratelli.
Ma che sono tutti quanti comunque ragazzi che devastanti. appartengono al collettivo del Dark Fortissimo. Rural di Ah, ok, Oristano. Sì. perfetto. Sì, esatto. Quindi ne Perfetto. prendi uno, li prendi tu. No, molto volentieri. Quando Allora vorrai, li contatteremo. momento sponsor, Vai. faranno sicuramente qualcosa. Sempre con Dark Rural. Dark Dark Rural, Rural, Sì. Sempre Oristano. L'ideale sarebbe magari se hai voglia di spostare il voglia. podcast. Spostare il Ma podcast lì magari e noi faresti abbiamo una gran un podcast figata. itinerante, facciamo tutto poi. Anche perché spiegali com'è la location, perché No, tu avete guarda, detto prima, ho la visto, location no, è Dark meravigliosa. Rural lo conosco. No, ma la location in cui stanno adesso Ah, È no, diversa. ok. È una Ve la vecchia faccio fabbrica. vedere. Una vecchia fabbrica, È ex un posto birreria. Ex birreria. pazzesco. No, adesso c'è la birreria. C'è la birreria dentro, E sì. prima era... Un Oddio. zuccherificio, il più noto zuccherificio della Sardegna. Quindi noi siamo arrivati lì, ma quando ci abbiamo detto, No, no. ma noi siamo davanti a una fabbrica. Entra Bellissimo. dentro. Ah, basta, tanta Qua, roba. Se ok. questo è bello all'aperto come location, io ti Dio. posso Sì, dire lì è una cosa, un'altra accorgo- ambientazione, ti posso dire, ovviamente, io più- qua un live Secret Show ce lo vedrei. Li dobbiamo fare, tanto li farei. Sì, qua- poi ne Qua, parliamo, poi ne spettacolare. Quello al chiuso è il posto, parere personale, il posto più bello dove ho suonato. Sì, poi ti mettono i cardi. Questo è sì. anche No, è un Ma posto fighissimo. è eccezionale. Poi hanno cucinato loro, quindi un non posto era... bellissimo, Si un sono messi a posto cucinare beh, tutti. certo, certo. Posto Polpette. Il pane fritto. E lì c'è Sispo che lì Zu, è- Lorenzo è grande, è un fratello però. Quindi sponsorizziamo tutti al Dark Sì, Rural. sì, Dark Rural. Assolutamente Tutte sì. le realtà indipendenti sarde Certo, che vengono sì, ci sponsorizzate. Che molte magari non Giusto? conosciamo, Ma ci vabbè, scusiamo per certo. questo. Ma vabbè. Oramai c'è questa combinata. No, vabbè, a Cagliari ce la piovono pietre, c'è la Sì, Monolithics, sì. C'è la Monolithics, a Oristano c'è Dark Rural, da noi ce Il l'abbiamo il problema è Cagliari Cadrega. semplicemente secondo me che siamo male collegati. ma i collettivi servono a questo. Esatto. Servono a collegarsi. Dal Proprio punto per di vista linkarsi. sì, comunitario e dal punto di vista della residenza. Sai cos'è? Tornando a un discorso proprio di inizio podcast, a volte le persone non fanno comunella perché c'è questo grado di sentirsi superiori a qualcun altro. Quando si è dimenticato proprio la questione di fare appunto unione, cioè siamo in un'isola, dobbiamo stare Ma uniti, porco non possiamo Dio. farci la guerra a vicenda, capito? Quindi i collettivi secondo me sono una manalcia da questo punto di vista. Guarda, è quello che secondo me appunto manca in Sardegna da un certo Vero. punto di vista. Perché è pieno di fasci. Una scena, vabbè, ma quello dappertutto adesso. ma, Il problema più che altro appunto che ne affrontavamo, lo sto affrontando proprio col podcast, in cui appunto vengo a contatto con tantissimi artisti, che non c'è unione tra artisti. Sì, E questa è una cosa che appunto, come dicevi, in Sardegna non fa altro che terra deserta, nel senso. Certo. Non riesci poi come dicevamo prima, a fare un tour in Sardegna sì. se vuoi appunto, cioè un gruppo come il vostro in un'altra regione secondo me tranquillamente già dai primordi avrebbe potuto fare tranquillamente Sì. tour con tante date, quindi in Sardegna viene più difficile questa cosa Molto. qua e gli artisti dovrebbero sostenersi nel fare Sì. in modo che tutti possiamo suonare e ascoltare gli altri, Certo. perché alla fine è Certo. quello. Ma questo tour che abbiamo fatto noi non sarebbe mai avvenuto se non avessimo delle amicizie consolidate. Certo, Sì, è per quello, infatti. certo. certo. Cioè, ma Le persone sbagliano quando pensano invece di poter fare tutto da soli. No, assolutamente no. in e- musica non si può fare Non tutto si da può soli. fare. Poi c'è un'altra domanda che non vi ho fatto perché stavamo concludendo, però è quella, Vai, appunto, vai. secondo me la musica è estremamente controllata Mm. a livello dell'industria musicale, ovviamente, ma secondo me a livello governativo e in generale della nostra società, la musica come veicolo è estremamente controllata e veicolata. Assolutamente appunto. Sì, sì. Perché altrimenti darebbe, come abbiamo citato prima, brani come Entula, Sì. che rimangono nell'immaginario. Certo. Perché? Appunto, perché sono parole che a prescindere risvegliano. Sì. Forse anche se c'hai 8 anni, 6 anni, anche adesso risvegliano a Hanno prescindere. qualcosa dentro, certo. E impedendo che questa cosa esca e diventa popolare, Certo. tu non fai infatti. nascere appunto tante persone che invece grazie a quello ragionano. Certo. Perché noi appunto vedevi Ozzy Osbourne ti influenzava. Vabbè, ma vedi, nel senso, ma vedi è pure nel bene e nel Sofia. male. È pure Sofia di Pierangelo Bertoli. Certo, minchia. Ma stai No, poi ci scherzando? sono delle Ma cose- Minchia, Bertoli, non cantautorato l'abbiamo nominato. italiano, Guarda, cioè, io- capito? Io il Abbiamo nominato picco di ciò Bertoli. che era musica che andava contro quella che era la manipolazione l'ho vissuta poi dal vivo in Sardegna grazie a una band che ho seguito dagli inizi, dagli albori e ci ho condiviso il palco con gli Assalti Frontali. Ah, minchia. Beh, loro sono un Lanusei. esempio classico appunto di quello che manca alla Cioè, Sardegna da un certo punto di vista. Io mi ricorderò sempre quando suonando lì alla Nusei in questo festival loro uscirono fuori col loro album che è iconico
e quando parte il ritornello 1992 autisti alle Metro TV, quello era un manifesto potentissimo, però li hanno piegati a livello di, diciamo, di notorietà, sì, nell'industria musicale, però in realtà tanti li conoscono e il loro messaggio è passato a tanti, ecco. Beh, per ma gli dirti. assalti frontali rimangono comunque a Roma come i Colle del Fomento, Bravissimo. quei gruppi Bravo. storici e collettivi che hanno grazie a loro, al loro operato, Sì. hanno portato avanti la musica per generazioni. Quindi in generazioni sono stati aiutati da collettivi di quel tipo là. In Sardegna questo manca. Cioè collettivi di musica regionali che a prescindere spingono. Cioè se tu sei forte ti spingo, creo rete. Che io poi adesso ho fatto sto mashup perché c'erano loro e E- poi il sistema informativo massificato. Non li conosco. Valli a cercare. Non li conosco. Sistema informativo massificato. Valli a cercare. Guarda, li ho trovati anche io una volta per caso, gli ho mandato E il ritornello quello la 1992 locandina e loro. No, la copertina del disco ti avevo mandato e ti ho fatto Pia, li conosci? Sì, Lui, sì, cazzo, ce c'ho l'ho. il CD, Ce li ho. Puoi immaginare. Anche io l'ho trovati totalmente a caso. Cioè. Ecco, ah, Quindi ma non sì. consigliati da lui. No, io ho No, trovati no. a caso in gruppi E lui di mi mandò Facebook di l'immagine. gente che smercia CD di gente sconosciuta in Italia, tipo dalla band che è nata ieri e è morta domani, nel senso. Sì. Però un giorno mi capita sta copertina, ho detto cazzo è bella elaborata, aspetta che gliela mando a Pietro, vediamo se conosce qualcosa. Gliela mando lui, ah sì, c'è un CD fisico, io Ed forse è me con li loro ho ricordo." condiviso il palco alla Nusei. C'erano con loro. Sì. Mi andrò ad ascoltare. Beh, le mitiche ragazze terribili Vabbè, facevano delle cose pazzesche. Questo concerto di Lanusei era un festival che che organizzavano possiamo dire loro. che era a livello di tanti altri Beh, le ragazze altre terribili manifestazioni ancora, no? europee. Ora sì. Hanno portato i Fantastic Negrito. Adesso portano Tony Pituri. Lo portano Lo loro? portano a Sassari. Ho già detto. Cioè, Già preso il annunciato. biglietto. Ah. Sì, arriva. Questo dovrebbe aprire un tema, ma secondo me siamo in ritardo. Ah, me lo facciamo un'altra volta. Un'altra volta, non ma- ti preoccupare. comunque invece se vogliamo ascoltare i Dolmen, cosa consigliate? Dal vivo. A parte dal Sempre dal vivo. Dal vivo sempre, ovviamente. Vabbè. Quello è proprio fuori, Però Allora. ci avete dei canali, perché noi lo chiediamo se non avete Allora, oltre sì. Spotify avete qualcos'altro? Sì, ci sono Sì, tutti sì, i sì, distributori sì, sì. digitali. Su Bandcamp avete qualcosa? Assolutamente sì. Tutto sì. il disco Ok. più il singolo. Quindi consigliate che cosa? Bandcamp in caso? in caso Bandcamp, sì, certo. Che la qualità- la qualità migliore ce l'ha Apple Music Apple alla fine, Music, quindi ok. o Deezer, comunque Ok, se volete ok. disertare Deezer. totalmente e boicottare Spotify perché non ci dà un soldo. Un soldo. Che ragazzi, ho visto quanto ci ha Ma dato vaffanculo, quest'anno, ma stavo vergogna. Cos'era, un euro? Lo un diciamo. euro. No, Guarda, ragazzi, io ci ha possiamo dato dirlo, 15 dai. centesimi dal 2021. Grazie, Spotify. Grazie Quanti Spotify. ascolti avete fatto? Ah, boh, Siete arrivati a cazzo, 10.000? Ma no, ma magari. Sparsi è un altro conteggio. No, beh, sparsi non No, io penso l'anno scorso abbiamo raggiunto le 1000 Ok. totali su 1000, alcuni ok. brani. Ma ora sono superati, sì. Sì, Perché lo poi Sì, no, quello sì, sì. c'è sì. stata un'impennata dopo Savona, c'è stata un'impennata anche Sì, dei è cosiddetti vero. ascoltatori mensili, cioè quelli che assiduamente poi È aumentato vero. si è impennato. per i nostri numeri. Beh, cioè, si è In generale, impennato. cioè, la gente non pensa più che sia così, ma in realtà è così. Tu suoni, la gente ti sente, ti ascolta. dovrebbe essere così. A prescindere che Per sia assurdo. Spotify, a prescindere che qualcuno C'è ti stata ascolta, ma se non ci un'impennata. fai suonare è difficile che sta cosa Ma quello funzioni. che fa piacere è che tutti vogliono il CD. Sì, che vogliono il CD. Ci cercano da fuori. Perché il CD Ma poi il comunque CD rimane all'interno di una fascia di Si prezzo è che ti posso persa la permettere. privatizzazione della musica. Cioè, a me avere il file fisico di qualcuno che stimo per me è una roba bella. Cioè, io avere dischi delle persone che mi piacciono. Secondo me questi hanno il collegamento, mi ricordano qualcosa. Ma Anche- leghi un certo, periodo, certo, leghi certo. un momento della tua vita. C'è una domanda che Ti facciamo. ricordano e possiedi un qualcosa di quell'artista che ti è piaciuto, a prescindere Certo, che non sia esatto. anche Ma dipende che CD ti ricorda anche un E ti momento della ricorda tua il vita. momento, Cioè, esatto, come ha detto c'ho un lui. pezzo di È carta vero. con la stampa degli Yolanda. Madonna. Cioè, io ho il CD degli Yolanda, ragazzi, che ogni volta lo vedo e faccio maddo. Ma che schifo, no, bello, dai, che erano bei tempi, tempi, sono però, bei dai. tempi, bei tempi. Salutiamo gli Yolanda, ovviamente. No, vabbè, questa è una domanda che di solito faccio, però è questa, giusto per dirlo. Come la musica colleghi i ricordi. Cioè, ho dei brani o degli album che appena sento quel brano mi si apre la stanza in cui ero ai tempi in cui ascoltavo quel pezzo. Oppure il posto in cui ero, ma proprio mi si apre il ricordo completamente come se fossi immerso all'interno e solo grazie alla musica. Oh, tratta di emozioni.
Beh, secondo me appunto non so chi è che lo diceva, forse Schopenhauer, che la musica è il linguaggio dei sentimenti. Allora, Nel senso che io ti faccio provare quello che sento senza dirtelo, però. Cioè io Infatti. ti suono qualcosa Certo. e nel mentre ti faccio provare quello che sto sentendo adesso senza dirti in una parola, però magari. Caspita. vedi, però sì, alla fine stiamo parlando sempre di emozioni, sentimenti, comunque è giusto che magari hai delle rimembranze di vita in base a quello che ascolti, perché magari era il tuo ascolto assiduo dell'epoca o comunque una cornice di quell'epoca. Ora magari gli Yolanda non erano la mia band preferita No. dell'epoca, però se io vedo la copertina del disco di Yolanda faccio, mi ricordo, cioè è anche legato a tutta Quella è già una cosa fisica, tra l'altro. sì, Addirittura appunto io parlo del suono, del un suono, brano. certo. Cioè sento un brano degli Offspring, ad esempio, ritorno immediatamente agli 8 anni, 7 anni in cameretta. Certo, musicassette e via. Io c'avevo Capito? musicassette qui. E mi si apre la stanza proprio, appena sento quel brano, il ricordo se dovrei forzarmi magari in altri. Io se mi devi dire a questo gruppo ti direi Rage Against the Machine. Ma vabbè, perché sono una mamma band mia. che per me hanno Per me è la mia segnato. band preferita. Ce ne sono troppe di cose. Stai a parlare- Troppe finestre. Non... No, vabbè, io- però è una band che comunque per me ha segnato. I Rage credo che tantissimo. chi è nato negli anni 90 a me hanno segnato rappresentano la migliore band hard rock in generale Sì. di quei tempi finché era in attività. Sì. Io Sia lo per, vedo come per Prophet. tutto. I Prophet of Rage è Io lo un'altra vedo come- cosa. sì. Poi appunto gli Audioslave sono presente, sono i Rage più Vabbè, Cornell. gli Audioslave sono Un'altra cosa. belli. Un'altra cosa. Però un'altra Ma a me cosa. piacciono da Belli, paura, sì. eh. Lì un'altra- a me piace perché Se sei Cornell- abituato al Rage e poi vai a ascoltare gli Audioslave un po' se No, rimani- un'altra cosa, è un'altra cosa. non li devi vedere sotto la stessa ora. Esatto, vabbè, certo. io ero talmente malato dei Rage che quando mi hanno detto guarda che gli Audioslave sono i Rage più Chris Cornell, Chris Cornell. ho detto vabbè mi riascolto, quindi vabbè non so la stessa cosa però mi sono rimasti all'interno. Certo. Però i Rage in attività erano qualcosa secondo me appunto che univano, non c'è un pezzo che hanno sbagliato secondo me. Zero. Cioè, non hanno fatto un pezzo così per No, farlo. beh, no, esatto, Capito? è vero. Tante band l'hanno fatto, ma loro in quegli anni. È vero. Beh, andatevi a vedere il primo live che fecero nella scuola. Ah, sì, Guardate sì, quella- beh, certo. Madonna, sì, no, quel live lì è sono incredibile. uguali praticamente. Cioè, È incredibile. vabbè, Quello Zac, è- Tom Morello, tanta roba. Comunque, ai Rage. Così concludiamo. Grazie mille Grazie a mille te, ai caro. Dolmen, Daniele, Filippo, Pietro. Grazie. Grazie davvero. Grazie alla Grazie a regia. voi, Grazie alla grazie a regia. te. Ne faremo altre. Spero che Quando vuoi. abbiate Assolutamente. location, Post andiamo a CD magari. trovarlo. Assolutamente. Poi vediamo appunto come stavamo dicendo nel tour, cioè scusate, quei concerti di cui stavamo parlando, magari. Comunque Assolutamente. ci rivedremo molto Sì, volentieri. caspita. Ok. Dai. Grazie mille. Grazie a voi ragazzi. Grazie, Un ragazzi. saluto al pubblico del Sardinia Music Podcast. Ciao a tutti, grazie. ciao ragazzi. Bello ragazzi, grazie. Ma che grazie La a mia te. stanza Una di bella recording chiacchierata. la apre Piaciuto un Suicide casino. Solution.